dei mercati finanziari, della finanza, ma che alcuni anni fa, quando incontrò Warren Mosler, proprio nell'occasione di un talk show, ebbe modo di confrontare con lui quella che era un po' la sua visione tecnica della finanza dello Stato. Non so se qualcuno sente mai parlare di diritto pubblico o qualcosa del genere. Chissà cos'è diritto pubblico. Cos'è? Chi vuole spiegarlo di quelli non addetti ai lavori? Che cos'è il diritto pubblico? Il diritto pubblico è la quantità di denaro che lo Stato ha per sostenere le sue attività dirette o indirette. Benissimo. Quindi è la differenza tra quello che lo Stato spende e quello che lo Stato incassa. No, quello non è il debito, quello è la differenza tra le entrate e le uscite. Ok, lo stock, chiaramente non stesso. Quello è l'accumulazione del deficit. Io tendo a parlare in termini estremamente semplici. Dare una presentazione del... Cioè, voi chi siete? Cosa... Sì, arriviamo. Prima di arrivare a questo facciamo vedere questa roba qua. Stiamo aspettando che l'organizzatrice giustamente dell'evento si affacci, dopodiché chiaramente presentiamo chi è, diciamo, l'organizzazione, l'associazione che promuove questo evento. Nel frattempo facciamo vedere questo piccolo video dove appunto Mike Norman, questo personaggio, interloquisce con questa donna a proposito di temi che saranno vicini a quelli di cui parleremo. $30 billion in debt and the continuous problem of spending and debt and deficit spending. How can we avoid a situation like this where the U.S. sector is really affecting the bond rating, for example? The question to you is, with lawmakers not being able to agree on even, $30 billion in debt and this continuous problem of spending and debt and deficit spending, how can we avoid a situation like this where the U.S. sector is really affecting the bond rating, for example? Well, look, we have to separate two things here. First of all, there is absolutely no risk whatsoever of the United States not being able to pay its debts because its debts are denominated in its own currency, the U.S. dollar, of which it is the issuer. So there is no issue of solvency. There cannot be an issue of solvency. The United States is always going to be able to pay its debts. I think a lot of what is going on here is fear mongering. Look, if you look at Japan, getting downgraded several times by the rating agencies. The 10-year yield on the Japanese government bond, the equivalent of our 10-year treasury, is yielding 1.5%. So the interest rate will be unaffected. However, I will say this, a lot of people view this, I think, through sort of a prism of misinformation. Some of that misinformation in that piece you just wrote. What is the misinformation? I do believe what's the misinformation? Misinformation in the sense that a downgrade would lead automatically and necessarily to higher or skyrocketing interest rates. That just isn't true. Why wouldn't the U.S. have to pay more for its debt if people were concerned about the U.S.'s ability to pay it back? What if the U.S. was threatened as a reserve currency, the U.S. dollar? Because, as you said, as they said in that package, the U.S. has no inability to pay it back because it issues dollars. It can print the dollar to make the payment on the debt. I mean, there's no way that it's not going to be able to make that payment on the debt. What if the U.S. dollar wasn't the reserve currency anymore? A lot of people talk about that. Even different countries negotiate trades in their own currencies to circumvent the dollar. More and more people are talking about a scenario in which the U.S. dollar wouldn't be the reserve currency anymore. Japan's yen is not the reserve currency, and their interest rate is 1.5%, and they have debt that is 2.5 to 3 times bigger than what the United States has. And the reason why they're able to have a low interest rate is because the Bank of Japan, the central bank, sets the interest rate low, and their debt is denominated in yen, just as our debt is denominated in dollars. So it's a non-issue. You know, the rating agencies should understand this, but I mean, but then how can they come out with warnings? How come they come out with warnings? Isn't it even politically difficult for them to come out with warnings? Because, I mean, anybody who's doing that is making a name for himself. It's the U.S. It's even senior political, from what I understand. The warnings are ridiculous. They are inapplicable to a sovereign nation that issues its own currency. I've had discussions with the rating agencies. Look, these are the same agencies that rated the toxic subprime debt AAA. So, I mean, how do we take them
with any level of credibility after that. The fact of the matter is, any country, whether it's the United States, whether it's Japan, whether it's any country that issues its own currency, never has an issue of solvency. If its debt is denominated in its own currency, it can always make that payment. So then what are we worrying about with the U.S. and with the U.S. debt? What are we worrying about then? Why can't we just spend into the 14, 15, $16 trillion and continue on this path? What's the problem? What's the big debate about then? Well, there's no problem. The debate is that people have a misunderstanding of this. They view the reality in a way which is mired in misconception and myth. And this is pervasive from the common person on the street all the way up to the highest levels of policy, including our own president, who goes out there publicly and says we are out of money. That is an impossibility. The United States of America issues the US dollar. It can spend in any amount that it wants to. The only real issue here, the only thing that we have to consider is whether or not that spending at some point leads to an inflation. And the only way that's going to happen is when the government spends beyond the capacity of the economy to produce. In other words, when every single person in this country who is able to work is working, and when all of our resources are used up and you spend beyond that, that's when you have a sustainable inflation. That's the real issue we should be talking about. That's the question we should be asking ourselves. And frankly, with a 9% unemployment rate and millions of people out of work and industrial capacity far below what our potential is, and millions of unsold homes and all this other excess capacity that we have, what we should be doing is increasing demand. And the way that we do that in an economy where most people are trying to cut back their debt is for the government to step in and stimulate demand by spending on infrastructure, on education, on healthcare, on basic research and development, on transportation, on alternative energy. These are the things we did in the past. These are the things that created the real capital that was passed along from generation to generation. It's what made this country rich, and it's exactly the thing we're not doing now because we've become sidetracked on this nonsensical issue of the government of the United States running out of money when it is an impossibility. The sidetrack made it at the same time the U.S. debt was not what it is now at any of the times that we spent, except maybe during World War II when that paid us well because all of our economic rivals were essentially defeated, and you could argue that Iraq and Afghanistan probably won't pay off as well, but Mike Norman debunking all of the conventional wisdom we are hearing about the deficit and debt debate right now going on in Washington. I appreciate you joining us. Sorry, we're all on time, but we look forward to seeing you again soon. The question to you is, with lawmakers not being able to agree on even, 30. Eccellente. La domanda è: qualcuno ha mai sentito in Italia o in Eurozona, in Eurolandia, un'intervista del genere, qualcosa di questo tipo? Qualcuno che così francamente, così semplicemente spiegasse alle persone di cosa stiamo parlando? Allora, io lascio qui la domanda, ma molto brevissimamente spendo due parole per presentare chi ha organizzato questo evento. Io mi chiamo Alessio Farinella, sono una delle persone che interviene qui questa sera, assieme a Marco Cavedon e Marco Mori, quindi sono circondato da due marchi, italiani entrambi, quindi grazie a Marco. Esatto, ma io sarei stato ben contento di avere quei marchi ancora, perché probabilmente non saremo qui a parlare di questo questa sera. La serata è organizzata da un'associazione che è presente su tutto il territorio nazionale. L'associazione si chiama MMT, ha un nome, se vogliamo, americano, perché vuol dire Modern Money Theory, cioè la teoria della moneta moderna. Qui dentro siamo tutte persone che in qualche modo abbiamo gravitato o siamo ancora all'interno dell'associazione. Marco Mori, diciamo che è una persona che non ne fa parte, ma diciamo, ha avuto modo di imparare molto, essendo di formazione giuridica, dalla MMT, che è appunto un'associazione che spiega l'economia. MMT è un'associazione che ha un'associazione a livello italiano, la MMT Italia, dopodiché ci sono i vari gruppi regionali e associazioni regionali. La serata di questa sera è stata organizzata da Elisabetta Uccello, che è referente di MMT qui nel Veneto, e quindi questa è una serata che è un po' in stile MMT, anche se ci sono ospiti che non ne fanno parte, ma che comunque parlano di un contesto che effettivamente fa parte dello stesso argomento.
Io, ad onor del vero, sono, oltre che facente parte di un partito politico che si chiama Riscossa Italia e che è un partito che condivide con MMT Italia proprio il fine di difendere ed applicare la Costituzione, e renderla effettiva al 100% questa condizione di questo partito. MMT, come associazione italiana, l'anno scorso ha inserito nello statuto proprio l'obiettivo di applicare la Costituzione dal punto di vista economico. Quindi diciamo che l'associazione ha proprio negli articoli che vanno dal 35 al 47, diciamo, la parte economica della Costituzione, come obiettivo di realizzazione. L'associazione MMT ha come scopo, sempre all'interno dello statuto, quello divulgativo, ovvero di portare alla conoscenza del pubblico, della persona che fino al giorno prima non aveva magari mai avuto interesse o ambizione di interessarsi di economia, appunto di portare l'economia al piano della comprensione dell'essere umano. Cioè chi non ha mai fatto studi economici, che non ha mai aperto un libro di economia, può chiaramente arrivare a capire con, lo dico con una certa sicurezza, più di quello che il 99% delle persone non riesce a capire dell'economia. E spesso vedremo che non riesce a capirlo non perché manchino le capacità di comprensione, ma proprio perché l'economia è qualcosa che spesso viene tenuta un po' al riparo della conoscenza del grande pubblico. Se le persone capissero realmente, specialmente i concetti più semplici dell'economia che regola la nostra vita di tutti i giorni, l'economia degli stati, probabilmente anche le richieste, la pressione che l'opinione pubblica potrebbe fare sul mondo politico sarebbe di altro tipo. Cioè, se sai che cosa vuoi e sai come che si può realizzare, a quel punto sai anche chiederlo. Questa sera ci saranno una serie di interventi da parte nostra che serviranno a mettere da una parte nella vostra testa alcune domande, dall'altra parte a darvi delle risposte immediate, quindi fruibili subito qui stasera, dal punto di vista economico, mentre l'ultima parte che verrà svolta da Marco Mori sarà invece più sul piano giuridico, cioè quello che effettivamente noi vogliamo realizzare, quello che sarebbe giusto fare, è in effetti previsto dalla nostra somma legge che è la Costituzione. Poi vi spiegherà dove effettivamente la Costituzione è stata ferita, offesa, calpestata o modificata, oppure, nonostante ci siano ancora gli articoli che proteggono e che vorrebbero delle politiche attive in una certa direzione, vediamo quanto in una direzione opposta stiamo andando. Naturalmente alla fine dei nostri interventi sarà aperto un dibattito, quindi si potrà fare interventi, domande, chiedere approfondimenti, potrà farlo, ognuno dei tre. E quindi, diciamo, non può essere un incontro a senso unico, nonostante venga trasmesso in live streaming, ma un incontro che effettivamente poi ha anche la capacità di interloquire con tutti, quindi dare la parola a chi vorrà intervenire. Brevissimamente il primo intervento sarà il mio, dopodiché ci sarà quello di Marco Cavedon, che rappresenta sempre l'associazione MMT per la sua regione. Dopodiché lasceremo la parola a Marco. Il mio è più un intervento che serve a lanciare un po' il sasso, ma in realtà io non spiegherò niente. Io solitamente sono quello che fa le domande, sono quello che serve un po' a scaldare il pubblico in genere negli eventi in cui sono stato chiamato a intervenire. E infatti inizio subito con una domanda. Perché siamo ancora in crisi? Faccio questa domanda perché la parola crisi è diventata talmente di uso comune, ormai quasi non gli diamo più importanza. Cioè il fatto che siamo in crisi è una situazione nella quale ormai tutti quanti più o meno ci siamo abituati a pensare che è così. Certo, non so quanto ci faccia piacere di continuare a stare in crisi in una maniera cronica, però di fatto ormai tutti lo abbiamo più o meno accettato. Il sottotitolo del fatto è farsi le giuste domande per trovare più facilmente le risposte. Cioè quello che nella mia esperienza ho visto è che oggi molto spesso il fatto di aver perso l'abitudine a farsi delle domande perché certe cose accadono o continuano a accadere sembra che possa essere riconducibile al fatto che non ci diamo delle risposte e soprattutto non riusciamo a trovare poi degli interlocutori, non sappiamo neanche cosa chiedere alla politica. Di conseguenza, se sapessimo farci le giuste domande
e arrivare a darci delle risposte, questo poi chiaramente potrebbe formulare alla politica, cioè quelli che poi le decisioni le devono prendere, le giuste richieste. Intanto di quale crisi stiamo parlando? Perché quando siamo in crisi, ok, d'accordo, ma io ho fatto anche qualche intervento di tanto con le persone, con amici, eccetera, ma in quale crisi ci troviamo? Stiamo parlando intanto di una crisi economica o di una crisi finanziaria? Chi pensa che siano la stessa cosa? Chi pensa che siano due cose diverse? Tutti. Benissimo. Ma che differenza c'è tra una crisi economica e una crisi finanziaria? Beh, molto facile. Una crisi economica è una crisi nella quale mancano i beni, mancano i prodotti. Cioè, l'economia non è in grado di produrre in quel momento, perché c'è stata una guerra, sono state bombardate le fabbriche, è stata dimezzata la forza lavoro, oppure c'è un'enorme carestia, mancanza di materie prime, manca il pane, manca il petrolio, manca la plastica, ci sono i soldi per comprare le cose, la gente le vorrebbe, ma nessuno ha la possibilità di comprarle. Questa è una crisi economica. Dall'altra parte invece c'è una crisi finanziaria. Oggi mancano i mobili, mancano le automobili, mancano le case. No, siamo pieni di tutto. Oggi abbiamo la situazione di totale pienezza della produzione. Anzi, produciamo più di quello che possiamo consumare. Ma perché tutti questi beni non vengono? Perché tutti non hanno una casa? Perché tutti non hanno due case? Perché tutti non hanno un'automobile? Perché manca quello che serve per acquistarli. Questa è una crisi finanziaria, è una crisi di liquidità, è una crisi proprio di moneta. Mancano i redditi, le persone non hanno i redditi, senza i redditi non si producono, chiaramente non si può acquistare quello che abbiamo bisogno. Oggi siamo in una crisi di questo tipo. È paradossale? Prova a pensarci un attimo. Possibilità di produrre all'infinito, con grandissima tecnologia, il meglio del meglio del meglio, senza avere la piena possibilità di comprarlo, di fruirne. È folle, ma è quello che siamo. 2008 è stata una crisi finanziaria, cioè è stato un crash, un collasso finanziario, dovuto però a cosa? Perché questo secondo me ha sempre generato una certa confusione. Il fatto che oggi siamo in crisi molto spesso viene ancora messo in relazione alla crisi finanziaria del 2008. Ma perdonatemi, quanti pensano realmente che oggi siamo in crisi perché nel 2008 c'è stato il crollo dei mercati finanziari? Perché è caduta Lehman Brothers? Non so quanti di voi, non importa che ci sia una risposta questa sera, è una cosa che lancio anche a chi poi vedrà questo video successivamente, ma spesso viene ricollegato a quel fatto. Beh, vi voglio dire una cosa, intanto quella è stata una crisi che è partita dal mercato immobiliare, chiaramente alimentato da famosi, scandalosi mutui subprime, cioè mutui che sono stati dati, raccontano, pare che sia documentato, che siano stati dati mutui a cani o a defunti, letteralmente. Pertanto diciamo che c'è stato un allargamento del credito a dismisura, dopodiché nel momento in cui insomma, qualcuno si è accorto che probabilmente quel credito a un certo punto era inesigibile, cioè i mutui non potevano essere ripagati, questo è stato alimentato dal fatto che qualcuno ci ha costruito anche un fantastico prodotto finanziario ad hoc, alimentati dai crediti del default swap, insomma tutti quei giochi che diciamo, la finanza riesce a fare per guadagnarci sopra. I colossi della finanza ci hanno fatto dei guadagni lauti, ma questo ha fatto sì che, ad esempio, AIG, uno dei più grossi fondi di pensione americani che aveva acquistato gran parte di questi prodotti finanziari, abbia avuto svariati problemi, cioè letteralmente persone hanno perso i risparmi, hanno perso la pensione. Lehman Brothers, una banca, è saltata per aria, pure quelli che sembravano troppo grossi per fallire sono falliti. Ma c'è una cosa ancora più importante da sapere. 2 anni dopo, gli Stati Uniti, cioè il paese che ha creato il problema, erano fuori dalla crisi, avevano superato quel momento. Noi, invece, dopo quanti anni? 10 anni quest'anno, siamo ancora in crisi. Perché? Questo sarà il leitmotiv del mio intervento. Perché? Perché loro sono usciti dalla crisi in 2 anni e noi ancora oggi siamo qui a parlare di crisi? Per 2 motivi. Il secondo lo lascio all'intervento che farà Marco dopo di me. Ma il primo è perché effettivamente la crisi che abbiamo noi in Europa è stata aggravata da quell'evento del 2008-2009.
ma non è stata la causa di qualcosa a cui saremmo andati incontro in ogni caso. Perché tanti anni fa, 15 anni fa, 16 ormai, noi siamo entrati in un circuito monetario ben diverso dalla situazione di cui parlava prima Mike Norman. Mike Norman prima ha detto una cosa importante. Noi non possiamo mai avere un problema di solvenza, perché i dollari li emettiamo noi. Non vado avanti in questo, ma lancio il primo sasso. La nostra crisi dipende dal 2008, in parte ne ho già risposto. No, la crisi del 2008 ci ha fatto ancora più male perché non avevamo uno strumento che negli Stati Uniti in realtà c'è e che viene usato regolarmente. Primo motivo. Facciamoci altre domande. Io appunto stasera farò domande, non darò risposte, ma farò domande. Serve anche a ricordare alcune cose che smettono di esistere nel momento in cui i media smettono di parlarne. La Grecia. Qualcuno si domanda ancora che fine ha fatto quel paese? Vi domandate, avete mai pensato che cosa sta succedendo oggi in Grecia? Qualcuno di voi sa che cosa sta succedendo adesso in Grecia? Che cosa sta vivendo quel popolo oggi? Noi abbiamo persone, anche nell'associazione Mentalità Toscana, come Jacopo Brogi, che posso permettere tranquillamente di nominare, persona che va regolarmente in Grecia, che fa reportage, che fa degli articoli sulla situazione greca. Vedete che quel paese è letteralmente vittima di un bombardamento. Un paese che sta perdendo, cioè quello che la Grecia è stato il più grande popolo del passato, il più grande civiltà culturale del passato, quello che sta vivendo oggi non lo ha vissuto negli ultimi 2000 anni. Cioè, soltanto le guerre sarebbero riuscite a fare in Grecia quello che oggi la Grecia sta vivendo. Perché secondo voi non se ne parla più? Perché della Grecia non se ne parla più? Esiste ancora nei telegiornali, qualcuno parla di Grecia? Zero. E nella nostra testa, giustamente, da ci bombardano, mettono altre informazioni, sparisce la Grecia. Facciamoci altre domande. Perché si parla di spread? Perché? Qualcuno, io vedo qualcuno che è grandino, più o meno della mia età, qualcuno anche di più. Negli anni 80, anche negli anni 90, qualcuno ha mai sentito parlare della parola spread? Quando è nata questa parola? Diciamo che è diventata famosa nel 2011. Nel 2011 c'era da togliere di mezzo una persona per mandare un governo tecnico a fare una determinata azione. Ma lo spread? Ma perché, mi domando io, non nascono delle domande nella testa delle persone? Prendiamo quello che ci viene dato in pasto dei telegiornali e non ci facciamo la domanda che i bambini piccoli fanno a tutti i loro genitori. La domanda più bella, profonda, potente e stupida del mondo. Perché? Ma perché non abbiamo smesso di domandarci perché? Perché se ci facessimo questa domanda ogni tanto, ci verrebbe in mente perché non parlano più della Grecia, ci verrebbe in mente perché si parla di spread e non è mai esistito. Perché si parla di mercati? Scusate, nella nostra Costituzione la parola mercati finanziari è scritta da qualche parte. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene ai mercati finanziari, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ma è scritta una cosa del genere. Chi è che si è mai fatto questa domanda? Ma perché dobbiamo ascoltare l'opinione dei mercati? Gli numeri in televisione faccio perché io ho un presentatore a casa, è lo stesso fosse un altro, i mercati, l'opinione dei mercati per la decisione di Renzi, la decisione di Berlusconi. Ma ci rendiamo conto che noi oggi dobbiamo rispondere ai mercati, ma soprattutto il governo italiano deve preoccuparsi di quello che accade sui mercati. Ma la sovranità a chi appartiene? Se appartiene sempre al popolo, i governi si dovrebbero preoccupare di quello che pensa il popolo, non di quello che pensa il mercato finanziario. Eppure pare che sia questo. Facciamoci altre domande. La domanda questa veramente è proprio idiota. Chi non si è fatto una domanda del genere probabilmente è perché veramente non sta mai dietro a tutto quello che poi mi capita nei piedi della vita. La Banca Centrale Europea, per esempio BCE, si chiama Mario Draghi, ora c'è un bravo tedesco, voglio vedere quanto più cattivo cosa succederà, d'accordo? Ha messo fuori, cioè ha messo
buttato fuori, cacciato nel mercato 2.700 miliardi di liquidità. 2.700 miliardi di liquidità. A qualcuno è venuto mai in mente di non andarsi, ma a chi li ha dati questi soldi? Cioè questi 2.700 miliardi, in che mani sono finite? Io non ho mai sentito dire la Banca Centrale Europea, giustamente siamo nell'euro, siamo nell'eurozona, la Banca Centrale Europea dice vabbè, lo Stato italiano deve spendere perché l'Aquila è crollata, la Banca Centrale Europea finanzia 5 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Aquila. Avete mai letto una cosa del genere sui giornali? Giornalista che ha detto una cosa del genere? No, la Banca Centrale Europea compra titoli di Stato sul mercato secondario, per dirla. Per quale motivo non si è mai sentito? La Banca Centrale Europea finanzia il Ministero del Tesoro per il nuovo programma di sanità gratis per tutti in Italia. Io non l'ho mai sentito. Mi domando perché non accade. Perché 2.700 miliardi finiscono, tra virgolette, non si sa dove, sappiamo dove vanno, ma stasera, come dico, sono a fare domande. E perché non li dà direttamente agli Stati? Qualcuno di voi si è fatto mai una domanda o ha mai sentito qualcuno farsi una domanda del genere? L'euro doveva garantire il benessere e l'occupazione. Prometto, questa non è una roba che è una mia invenzione. Ce l'hanno detto, qualcuno qui è grande abbastanza per ricordarselo, che l'euro sarebbe stata la garanzia della pace, gli scambi, andavi in tutti i paesi, scendevi dall'euro, compravi il caffè con la stessa moneta. Non è mai stato un problema cambiare i soldi, però insomma, se questa è stata l'unica utilità dell'euro, doveva garantire benessere e occupazione. Perché non abbiamo né il benessere né l'occupazione? Ma ci non siamo chiesti, ma perché? Perché abbiamo solo vincoli dall'Eurozona, dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Perché? Sono domande che qualcuno di voi si è già fatto. Abbiamo avuto un'esperienza precedente all'euro. Quando avevamo lo SME, Sistema Monetario Europeo, era come avere l'euro senza l'euro. Cioè, in tasca avevamo ancora le lire, ma sostanzialmente lo SME era qualcosa che funzionava un po' come l'euro. Cioè, non potevamo fare politiche di cambio, avevamo i cambi fissi, dovevamo, diciamo, fluttuare in un range molto stretto, ma sostanzialmente i cambi fra le monete dell'Europa erano fermi, esattamente come oggi con l'euro, solo che l'euro non c'era. Hanno fatto le prime prove generali. Cosa è successo in Italia dopo 2 anni? 94, l'Italia era arrivata appunto a non poter sopportare più la situazione. All'epoca, spaventa all'economia, prese la saggia decisione, incoraggiato da un signore che poi è la persona per la quale oggi siamo qui a parlare, siamo a Warren Buffett, disse guarda, esci dallo SME, lascia pure svalutare la moneta e stai tranquillo che le cose si rimetteranno a posto. L'Italia nel 94 esce dallo SME, guardate cosa è successo all'economia italiana nei 2 anni successivi. Siamo tornati a essere un'economia leader dell'Europa come siamo sempre stata, da diciamo un certo periodo. L'euro prima non c'era e ora non c'è. Scusate, e ora c'è. Per quale motivo ci dicono che è reversibile? Perché ci fanno questo spauracchio? Lo siete domandati come mai? Perché ci mettono tutta questa paura che se si esce dall'euro chissà che cosa succede. Quando ci dicono che se uscissimo dall'euro avremmo la svalutazione, cioè sono state dette cifre, senza nessuno studio dietro da altre cose, studi fatti veramente un po' con la cartapesta, che addirittura svaluteremmo del 30%. Non so se qualcuno di voi segue i tassi di cambio. Tra il 2014 e il 2015 l'euro ha perso il 30%, cioè siamo passati da 1,40 a 1,05 l'anno scorso. Qualcuno se ne è accorto? Qualcuno si è accorto? Cioè, nella sostanza della vostra vita vi è cambiato qualcosa? No, eravamo in crisi prima, eravamo messi male prima, siamo messi male dopo. Ma c'è stato un problema, oddio, l'euro si è svalutato del 30%, adesso come compreremo il petrolio? Non mi pare. Anzi, ci hanno detto che sarebbe stato bello. Chiaro, no? Bene. Perché non ce ne siamo accorti? Soprattutto perché non siamo diventati più poveri, dato che effettivamente ci dicono tutti che se
uscissimo dall'euro avremmo una svalutazione del 30% e diventeremo più poveri? Facciamoci altre domande. Eccoci qua. Sempre collegato a quella di prima. Nel 2017 e 2018, cioè dall'anno scorso ad oggi, dopo aver trovato i minimi più o meno a 1,05 fra euro e dollaro, siamo risaliti, oggi l'euro è 1,25 circa. Anche qui, è cambiato qualcosa? Ce ne siamo accorti? Nella buonissima teoria, secondo quello che dicono gli altri, ora dovremmo essere più ricchi rispetto al 2014-2015. È cambiato letteralmente qualcosa nella vostra vita? Chi va all'estero? Questo sono le cose. Certo, parliamo chiaramente nel nostro paese. È chiaro che se io ho un cambio più favorevole quando vado negli Stati Uniti, lo Stato degli Stati Uniti, ricordo proprio in quegli anni, era euro 1,40, era fantastico. Perché? Perché quello che pagavo in dollari, io lo pagavo il 40% in meno rispetto a quello che pagavo io. Avevamo un euro sopravvalutato tantissimo. Ma è pur vero che in Italia, nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita, i nostri redditi non sono cambiati, il nostro potere d'acquisto all'interno non è cambiato, la benzina ha avuto fluttuazioni che riguardano più il prezzo del petrolio che non il prezzo dei cambi. In sostanza, quando ci sono state variazioni del 30% qualche anno fa e 20% negli ultimi neanche 12 mesi, il vostro reddito è per caso cambiato del 30% o del 20%? Queste sono domande che potremmo farci. Ci impongono la stabilità dei prezzi, sapete, noi in Europa qual è il mantra fondamentale? La stabilità dei prezzi. Con l'inflazione alta, negli anni 80, con il 20% di inflazione, i dati ci dicono che eravamo i più ricchi del mondo. Cioè, l'italiano riusciva a risparmiare il 25,7% dello stipendio italiano medio, il metalmeccanico dell'azienda. Oggi, che invece che inflazione alta, siamo non solo in totale stabilità dei prezzi, ma addirittura in deflazione, cioè i prezzi tendono molto spesso a calare più che a crescere, siamo come 5 volte più poveri rispetto a quella volta. Cioè oggi i risparmi sono crollati di 5 volte. Le persone che riescono a risparmiare oggi, il disagio di risparmio della famiglia è circa il 5-6% in Italia, dal 25 al 5-6%. Siamo arrivati a 8 volte. 8 volte di meno, quindi pensiamo un po'. Stabilità dei prezzi, quindi inflazione e ricchezza effettiva pare che non siano così collegati. Perché non ce lo domandiamo mai? Questa è una frase di Barroso, frase di non molti giorni fa. L'euro è uno strumento, e qui già vi dicono a cosa serve l'euro, che serve a far fare agli stati quello che devono fare. Ecco, quando ha detto quello che devono fare, giustamente io mi sono fatto una domanda. Che cosa nella sua testa gli stati devono fare? Perché non sono più i cittadini a far fare agli stati quello che devono fare, ma probabilmente qualcun altro? Le banche oggi falliscono e prima no. Negli anni 80 avete sentito, c'è qualcuno degli anni 80-90 che ha sentito banca che salta per aria, i correntisti perdono i soldi? Noi correntisti, gli azionisti. Certo, ma oggi si parla addirittura di bail-in, quindi i correntisti che hanno. Banco Ambrosiano. Eccoli qua. Oggi siamo invece in una situazione più elevata e potremmo metterle, d'accordo? Perché oggi esistono le banche che falliscono e un tempo questo problema non c'era? Ma soprattutto perché se le banche falliscono oggi i soldi ce li devono mettere i correntisti e gli azionisti, che posso capire, io sono un azionista di una società, se la società va giù, le mie azioni ho fatto una scelta. Le obbligazioni è un'altra storia. Cioè, quando si investe in una banca, uno... Anche le azioni di abbiamo vari problemi, d'accordo? Ma soprattutto, pensate, il correntista, la persona che ha lì i risparmi, cioè che invece che tenere in un cassetto li tiene lì, perché in questa situazione qualcuno è arrivato a dire no, se la banca salta per aria i soldi non essere presi alle persone? Per quale motivo? Nel 2011 la BCE ci ha minacciato, ormai questa è una cosa che è andata su tutti i giornali, c'è stato qualcuno che ha fatto dichiarazioni che sono in rete, si possono ascoltare, ci è stato imposto il cambio, la modifica dell'articolo 81, cioè il pareggio di bilancio che è stato imposto da scrivere in Costituzione, e c'è stato imposto il governo Monti. Perché? Per quale motivo la BCE ci ha minacciato di
di dover fare queste cose, altrimenti chiudevano i rubinetti, come disse il ministro Orlando in un'intervista pubblica, ci hanno minacciato, altrimenti ci chiudevano i rubinetti. Ci hanno detto anche che avremmo dovuto sostenere il governo. Perché? Prima nessuno ci poteva minacciare. Perché una banca centrale non italiana, tra le altre cose, la BCE, tutto perché italiana, può minacciare un intero Stato oggi e prima non poteva farlo? Oggi ci possono imporre delle scelte, perché lo abbiamo voluto noi, abbiamo deciso noi di dare il comando del nostro paese a qualcun altro, ci è mai stato chiesto in qualche modo? Se ci impongono delle scelte e dei vincoli, chi sta comandando veramente l'Italia? Se i vincoli vengono da fuori, in Italia sta comandando ancora il nostro governo, sta comandando ancora il Parlamento, il Senato, i parlamentari, la Camera, hanno ancora una voce veramente in capitolo se qualcuno da fuori ci può minacciare e imporre delle scelte. Programmi a lungo termine. Da almeno 15 anni non si parla più di ideologia, anzi se qualcuno parla di ideologia viene visto come un reazionario, come un uomo del passato. Però terribile, ideologie, quando c'è una ideologia vuol dire che quell'ideologia ha un programma per il futuro. Di qualsiasi ideologia si parli. Ideologia, nella mia testa, nella mia esperienza, vuol dire avere una visione del mondo, della società, dell'economia, degli aspetti sociali, ma comunque vuol dire avere un programma per il futuro. Dire fra 5 anni saremo qui, fra 10 anni saremo qui, fra 20 anni vogliamo essere lì. Oggi, negli ultimi 15 anni, vi ricordate di qualcuno, qualsiasi politico, partito politico che parli di programmi a lunga scadenza? No, tendenzialmente si parla solo di programmi a breve termine. Perché non esistono più programmi per il futuro? Mi viene da pensare che i programmi del futuro non esistono più perché non si può più programmare. Quando le scelte non vengono prese qui, vuol dire che non si possono fare programmi, perché io non so cosa programmeranno ancora in questo paese. Riforme pensioni e mercato del lavoro. L'obiettivo, normalmente, ci viene da pensare che in uno Stato che voglia migliorare il benessere di tutti, è che si debba dare una vita migliore ai pensionati, condizioni migliori ai pensionati e condizioni migliori ai cittadini. Ci siamo mai chiesti perché abbiamo messo lì uno Stato? Lo Stato c'è perché si occupi di noi, che faccia il bene per noi. In realtà cosa abbiamo visto? Legge Fornero, pensioni, abbiamo delle pensioni, le minime sono letteralmente da fame, e i diritti dei lavoratori sono stati massacrati. Ultimo Jobs Act, questo è stato un crescendo di questo. Quindi siamo andati esattamente nella direzione opposta del miglioramento della vita dei pensionati e dei lavoratori. Perché? Le scelte dei governi non vengono più prese in Italia, ma a Bruxelles. Si scrive Bruxelles, si legge Berlino. Perché? Le decisioni vengono prese a Berlino. L'ho scritta poco pare com'è. Se è a Berlino che i governi devono rispondere e non al popolo italiano, che dovrebbe essere, la Costituzione mi pare che sia scritto così, che cosa sta succedendo? Cioè, a quale fenomeno storico stiamo assistendo? Quale fenomeno storico stiamo vedendo? Siamo ancora in una democrazia realmente effettiva, di fatto, non di forma, nella sostanza? Nessuno ci aveva spiegato questo. Di questo non c'era stato detto niente, c'era stato dipinto un quadro totalmente diverso. Ci avevano detto che entrare nell'euro avrebbe portato benessere e occupazione, come ho detto prima. In realtà oggi cosa abbiamo? Ci impongono i vincoli. In realtà oggi ci minacciano. In realtà oggi ci impongono governi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Nessuno di noi si è occupato di votare un Parlamento che sostenesse queste persone, chiaramente. Ci impongono il bail-in, il fatto che se una banca salta per aria i soldi ce li devi mettere tu. E quando non ce li metti tu, la Banca Centrale Europea costringe lo Stato a farci a metterli dentro, ma lo Stato poi oggi da chi li prende dalle tasse. Ci costringono a mettere il pareggio di bilancio nella Costituzione. La nostra Costituzione, l'articolo 81, stava bene così com'è. Ci vietano di fare spesa pubblica. Lo Stato non può spendere. In realtà ci impongono tagli alle tasse, perché quando non possiamo spendere dobbiamo alzare le tasse. Perché ci siano certe, come dire, perché la Banca Centrale Europea faccia certe cose, ci chiedono delle condizionalità. Di solito le condizionalità sono tagliare le tasse, flessibilizzazione del mercato del lavoro, diminuzione dei diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera. Giusto per farvi un'idea, ci sono stati 700.000 morti in più che sono stati stimati dovuti alle tagli che sono stati fatti alla sanità. Cioè,
La sanità, che è stata anno dopo anno in maniera costante negli ultimi 15 anni tagliata nel suo budget di spesa, vede che oggi ci sono 700.000 persone che muoiono in più per questo tipo di problemi. Non ci fanno costruire le zone terremotate, non ci è stato permesso di sforare il tetto al deficit di bilancio per ricostruire l'Aquila. Dato di fatto, c'è andato Warren Moses perfino a parlare giù quando c'era Fassino, non si è fatto trovare. In realtà oggi siamo passati poveri, situazione dei poveri, da 1,8 milioni di poveri a 7,2. Nel 2005 c'erano 1.800.000 persone sotto la soglia della povertà. Certo che non era qualcosa di più fantastico nel 2005. Oggi ne abbiamo 7 milioni e 2. Dovevamo avere chiaramente il benessere e l'occupazione. Abbiamo perso il 25% della produzione industriale, la disoccupazione più alta della storia della Repubblica, le tasse più alte della storia della Repubblica, abbiamo perso la maggior parte dei risparmi, l'abbiamo sentito anche prima, stiamo privatizzando il demanio, i beni culturali, le aziende pubbliche, cioè quando cominceremo a vendere il Colosseo e compagnia bella, io spero che qualcuno si accorga di quello che sta succedendo, perché stanno arrivando a fare veramente dei gesti molto plateali. Aziende tedesche e francesi stanno letteralmente comprando pezzi del territorio, pezzi del patrimonio pubblico, e le aziende italiane, io che insomma sono in giro per aziende tanti anni nel settore, cioè, mi accorgo, tante aziende, oh, sai, quella l'ha comprata ai tedeschi, quella l'ha comprata ai francesi, ma la maggior parte l'ha comprata ai tedeschi. La Ducati, di chi è? È dell'Audi. Però ci sono aziende italiane che comprano aziende estere. Peccato che il saldo è a favore loro. Giovani e meno giovani hanno paura del futuro. Quindi negli anni 80, io mi ricordo mio cugino finì negli anni 80 l'ultimo anno dell'università e disse: cosa farai adesso? Intanto mi prendo un annetto sabbatico, poi torno dopo su famiglia. Me lo disse con una tale naturalezza che io oggi ancora non ricordo quella frase. Oggi ho un ragazzo, l'altro giorno mi sono messo nel mio paese a fare un po' di interviste ai giovani, non hanno la più pallida idea neanche di cosa faranno quando escono dal liceo. Anzi, gli ho fatto quasi una domanda che li ha messi in... Perché? Che domanda devi fare? Non ci ho mai pensato. Ci siamo mai chiesti perché? Ci siamo mai chiesti se lo abbiamo scelto noi quello che abbiamo oggi? Chi lo ha scelto per noi? A vantaggio di chi? Cosa farete con queste informazioni? In genere io quando faccio sempre la parte più brutta, no? Perché metto sempre un po' queste brutte domande che magari uno cercherebbe di andare a dormire un po' più sereno, invece forse... Ecco, stasera vedrete un po' di informazioni. La domanda che vi faccio è: cosa farete con queste informazioni? Io concludo e lascio la parola. Buonasera a tutti, io sono Marco Capredon, presidente dell'associazione Veneto MNT. Noi siamo appunto il gruppo territoriale Veneto che fa capo all'associazione MNT Italia. Cosa sta succedendo? Ci viene detto che noi viviamo in un modo in cui non c'è alternativa. Non c'è alternativa, ad esempio, alla precarizzazione del lavoro. Non c'è alternativa alla sempre maggiore perdita di sovranità di diritti e popoli e autodeterminazione. Non c'è alternativa all'Unione Europea, all'euro. Anzi, chi propone la difesa di quelli che sono fondamentali diritti, quali la libertà dei popoli, quali la stessa democrazia, viene dipinto appunto come cos'è, dicono i telegiornali, politici, Mario Monti, populisti, fascisti. Questo noi siamo, per il semplice fatto di parlare di quelle che alla fine dovrebbero essere cose normali, libertà, democrazia. Da dove derivano queste concezioni che oggi dominano i media e la politica? Bisognerebbe fare un discorso molto lungo, risalire a quello che è successo ancora 200 anni fa con la rivoluzione francese, con la massoneria, in cui la mentalità che da lì è derivata, che alla fine il governo dell'economia e della politica doveva comunque rimanere in capo a delle entità militari, a delle elite. Non siamo oggi in una situazione dove governano di fascisti, di nazisti o i re, il clero, siamo in quella situazione, qualcosa che deriva appunto da parte peggiore nata dalle ideologie diviniste, della massoneria. È un discorso che sarebbe molto lungo da sviluppare,
una serata dedicata interamente a questo tema per spiegare appunto le origini dell'Unione Europea. Faccio solo due nomi: Conte Coden-Kalergi, diceva esplicitamente che il governo doveva rimanere in salvo in capo delle elite che dovevano governare le masse di ignoranti dall'alto. Pensiamo anche a Jean Monnet, che nel 1952 davanti all'ONU disse che l'Europa doveva essere costruita senza che nemmeno le popolazioni dovessero rendersi conto di quello che stava succedendo, e che questo doveva compiersi per passi successivi, nascosto sotto finalità veramente economiche. E alla fine noi ci troviamo in una crisi che non è una crisi che deriva dal destino, da un qualcosa Sono le ore 22. inevitabile. Deriva appunto da una crisi artificiale, è una crisi che ci ha imposto. Lo stesso Mario Monti, davanti all'università di Ursi locali, ha detto proprio questo. Ha detto che in qualche modo bisogna imporre delle crisi per convincere le persone, anche dal punto di vista psicologico, a rinunciare alle loro sovranità, a rinunciare all'attaccamento alla sovranità nazionale, quindi ai loro valori, alle loro tradizioni, alla loro cultura. E cos'è che ci viene detto oggi? Per in qualche modo tentare di smorzare queste proteste che montano questo sistema, di cui pian piano, molto piano in verità, le persone cominciano a rendersi conto. Ci viene detto che non c'è nemmeno più bisogno di tornare ad essere sovrani, di opporsi all'euro e all'Europa, perché discorsi di Parenzi per la televisione, la crisi economica è finita. Noi siamo a posto, siamo in presa, non c'è più alcun problema. Vediamo veramente se le cose stanno così. Questo è l'andamento della disoccupazione. Quindi, questo è il numero totale di persone disoccupate, calcolate, quindi sondaggi mensili che si fanno, che fa l'ISTAT, che è il nostro istituto di statistica a livello nazionale. Non mi sembra che la situazione stia andando propriamente così bene come ci dice il governo Renzi. Guardate qua, nel 2014 il picco di disoccupati c'è proprio con il governo Renzi, nel 2014 c'è Renzi, per poi calare leggermente, per poi salire, per poi comunque attestarsi il numero di salire con i 3 milioni di disoccupati. Questo è un dato, se vogliamo, ancora più lampante. Questa è la disoccupazione a lungo termine, quindi qua parliamo di persone che nell'arco annuale non trovano lavoro. Vedete bene che anche qua la situazione non è propriamente così rosa come ci dicono i nostri governanti. Prima eravamo qua nel 2010 con il demone Berlusconi che bisognava battere, adesso siamo qui, 7-8%. Come mai non ci dicono queste cose? Diciamo proprio a porci i problemi di capire veramente se ci stanno raccontando la realtà oppure delle palle. Guardiamo il dato della produzione industriale, questo è molto importante perché l'azienda, scusate, l'Italia, nonostante tutto quello che sta succedendo, è ancora la seconda manifattura in Europa. Quindi, la produzione industriale è un dato molto significativo che dà l'idea della sanità della nostra economia. Prima della crisi economica eravamo qui, sopra il 100, adesso siamo qui, a 78. Gli altri paesi dell'Eurozona sono a livello superiore, anche se anche lì la situazione non sta andando bene, comunque sono scesi per poi stabilizzarsi un valore quasi costante più, sono abituato. Siamo qui. Prima eravamo qui. Proviamo il dato della povertà, quindi, perché non è che basti dire che la disoccupazione sta un po' calando, il PIL sta un po' aumentando dello 0,7, 0,8%, comunque valori trascurabili. La situazione logistica non è delle migliori, però di cercare di fare degli elementi. Quindi, questo è il dato della povertà assoluta. Si calcola uno stipendio minimo di sopravvivenza a seconda dei componenti delle famiglie, differenziato anche per le diverse parti geografiche dell'Italia, che scorso si dà un po' di spalle, lo schermo è alto. Guardate bene, stanno andando bene le cose. Questi sono dati del governo, fonte DIPE,
dipartimento della programmazione economica del governo italiano. L'Ina Viola in Italia, prima eravamo qui con il Bergamo Berlusconi 4%, adesso siamo arrivati sopra il 5%. Guardate bene i dati del sud, guardate bene l'andamento, assolutamente drammatico, addirittura anche il Lincoln Hard, che non dovrebbe avere nessun problema, era qui al 2,5%, adesso è al 5%, quindi più del doppio. Questa è la disoccupazione, scusate, la povertà relativa che si calcola con un metodo leggermente diverso, quindi si calcola un reddito minimo considerato di sopravvivenza e di dignità, ma non differenziato per regioni geografiche. Vedete anche qui che i dati assolutamente non sono positivi. Tutti i dati, sia per l'Italia, sia per le singole aree geografiche, sono peggiorativi. Guardiamo adesso questo dato che è proprio molto simpatico. Pensiamo a quello che ci viene detto che è colpa nostra, è colpa di noi settore privato se le cose non vanno bene. È colpa nostra perché siamo sterili, non facciamo figli. E Bonino cosa dice? Guardate qua cosa sta combinando il nostro amato governo. Questo è il dato della povertà delle famiglie con 3 o più figli. Nel 5 eravamo qui, il 6%, guardate bene dove siamo andati, il 25%. E dopo questi hanno coraggio di venire da noi a lamentarci perché non facciamo più figli. Guardate bene come sta gestendo bene l'economia il governo Renzi, il governo dell'Italia. I dati sono peggiorativi anche per quanto riguarda le famiglie con 2 figli. No, molto peggiorativo il dato, anche il secondo dato che vediamo, quello delle prime rosse. Questi sono i prestiti del settore privato, correlati sempre di più dal 2010 in poi, perché sono soldi che non arrivano alle aziende. Qualcuno di voi ha un'azienda. Quindi sono i dati di crediti che diventano inesigibili, proprio perché con l'aumentare della povertà le famiglie e le aziende non riescono più a ripagare i crediti. Guardate bene, questi sono i mutui delle famiglie, aumentati, e questi sono i prestiti alle società non finanziarie, quindi alle imprese che producono beni reali. Guardate bene che peggioramento che si fa. Adesso guardiamo queste affermazioni di alcuni economisti non mainstream, diciamo, non della corrente principale, quindi economisti eterodossi, non necessariamente economisti. Questo è Paul Krugman, premio Nobel, addirittura, che dice che uno Stato come l'Italia che ha adottato l'euro, ha rinunciato a una moneta che lui può emettere, e come una nazione del terzo mondo che si indebita in una valuta straniera. Questo è Tim Condon, un economista britannico, che dice che senza sovranità monetaria cos'è che sia? Si è come una qualsiasi regione italiana, qualsiasi Stato di un sistema federale, come gli Stati Uniti o come la Germania, si è un ente locale, oppure una colonia. Questa è Stephanie Kelly, una dei nostri principali economisti di riferimento. Guardate bene cosa dice. Non esistono limiti finanziari per uno Stato. Questo cosa significa? Quando vi vengono a dire un giorno che bisogna tagliare, bisogna ridurre gli ospedali, bisogna accorpare le RUS, bisogna privatizzare, bisogna tagliare le pensioni, mandare le persone in pensione a 70 anni. Guardate bene a pensare, in verità, a cosa significa avere una sovranità monetaria, quello che potremmo evitare, quello che non mi dicono, quello che non mi spiegano. Questi discorsi non li sentiamo mai per televisione. Cos'è una moneta sovrana? Proviamo un attimo a chiederci alla fine cos'è la sovranità monetaria, perché non è un concetto banale. Una moneta sovrana innanzitutto deve essere una moneta il cui monopolio è il capo dello Stato, quindi le sole entità la può emettere, che ha il diritto esclusivo di emissione delle sue monete. Non deve essere convertibile in oro, in atti di valutazione. Questo cosa significa? A volte c'è il gold standard, quindi io che non sia mettere moneta, ma solo nel momento in cui avevo delle riserve auree presso le mie banche centrali. Questo limitava molto la capacità degli stati di spendere per tutelare le loro economie. Prosperava chi aveva oro, non chi voleva attuare quelle politiche per tutelare il benessere delle sue popolazioni. E assolutamente la moneta sovrana deve essere
possibile scambiarla a un tasso di cambio variabile, libero con le altre monete, non fisso. Per questo cosa comporta quando c'è un tasso di cambio fisso? Esattamente la cosa che abbiamo visto prima con l'oro. Io prima mi devo procurare la moneta straniera, ad esempio il dollaro nel caso dell'Argentina prima del 2002. E solo dopo, e guardiamo bene la fine che ha fatto l'Argentina nel 2002 con più del 20% della disoccupazione e una povertà assolutamente dilagante. Prima mi devo procurare il dollaro e solo dopo posso spendere la mia moneta, perché devo assicurare in ogni momento il cambio fisso che ho stabilito. Queste sono le 3 caratteristiche principali che deve avere una moneta sola. Concentriamoci in particolar modo sulle prime. Il monopolio dello Stato, quindi lo Stato è lo Stato che emette la valuta. Ma questa è una cosa ancora, se vogliamo, più importante da considerare nell'economia. Un concetto che viene spiegato, come dice il nostro economista principale di riferimento, Warren Mosler, un concetto che viene spiegato alle matricole universitarie, ma che gli economisti mainstream tendono a trascurare. La differenza tra un bene reale e un bene finanziario. Cos'è un bene reale e cos'è un bene finanziario? Pensiamo a un bicchiere d'acqua. È un qualcosa che ha un valore intrinseco, il bicchiere d'acqua? Assolutamente sì. E senza acqua io non posso bere, non posso dissetarmi, non posso vivere. Senza cibo non posso sfamarmi, non posso vivere in questo caso. Senza automobile non posso spostarmi velocemente da un'area all'altra del paese, ad esempio da casa al posto di lavoro. Senza automobile godo di una qualità della vita molto inferiore di quella a cui è possibile godere quando si ha a disposizione questi mezzi. È un qualcosa quindi che è necessario per vivere e per godere di una qualità della vita molto superiore a quella di cui avevamo un tempo. I beni finanziari però sono i soldi, tradotti in parole povere, e l'MIT parla in termini semplici delle persone, non in termini troppo complicati. È un'economia che vuole spiegare i principali concetti delle persone che abbiano in mano gli strumenti per capire il funzionamento dell'economia. I soldi cosa sono? Sono qualcosa che ha un valore intrinseco. Io se ho in mano una banconota, un bit elettronico dentro un computer che è il mio conto corrente, lo posso mangiare, lo posso bere, la banconota le posso girare per andare al lavoro? Assolutamente no. I soldi sono quasi un codice, dei numeri, qualcosa che mi deve consentire di accedere a questi che sono i vari beni, i beni reali, ma di per sé non hanno alcun valore intrinseco. Una moneta sovrana, questa è una moneta fiat, non legata a metalli preziosi, non legata ad altre monete, è un qualcosa che lo Stato può inventarsi da nulla, esattamente come un professore di matematica non può esaurire i numeri che scrive sulle lavagna. E le finanziarie sono un codice che deve far sì che noi possiamo accedere ai beni reali esattamente come quando io ho un telecomando, prendo un tasto sul telecomando. Cos'è il bene reale? Il numero che ho sul telecomando, che posso prendere finché voglio, quanto voglio, in che combinazioni voglio, o lo spettacolo televisivo che guardo sulla televisione. Questo è Wayne Godley, un economista della Gran Bretagna, molto importante perché ci spiegherà, quello che adesso vediamo, ci spiegherà i saldi settoriali, un concetto fondamentale in economia per capire le baglie che ci raccontano circa debito pubblico, tasse e anche molte altre cose. Adesso vediamo insieme. In macroeconomia ci sono 3 settori, ci sono solo questi 3 settori, non c'è null'altro. Il settore governativo, cos'è il settore governativo? Il settore delle amministrazioni pubbliche, in particolar modo il governo centrale, l'amministrazione delle province, delle regioni. In particolar modo noi ci concentreremo sul ruolo del Ministero del Tesoro e di Banca Centrale, di uno Stato a moneta sovrana. Il settore non governativo, quindi tutti noi qui dentro, il settore privato, cittadini, aziende e anche banche, e il settore estero, quindi tutto ciò che sta all'esterno di questa stanza, tutto ciò che sta all'esterno di una nazione, della nazione Italia, ad esempio. Proviamo a porci una domanda, settore non governativo di cittadini, aziende, banche, settore privato.
chi è che crea il denaro? Chi è che crea il denaro? Cosa ci viene detto dai nostri media, dai nostri politici? Le risposte devono essere trovate qui dentro. Sono imprese che devono far sì che ci sia più denaro, più ricchezza, più stipendi, più occupazione. Se non lo fanno è colpa loro, che sono improvvisamente diventate tutti semini imprese italiane dopo il 2002. Ma è veramente un'impresa che può arricchire tutti quelli che stanno qui dentro al netto senza che nessun altro si impoverisca, arricchisci tutti. Proviamo un attimo a pensare, cosa succede se io apro un'impresa nuova che vende un prodotto alla moda, che guadagna un forte utile, che paga stipendi ai suoi lavoratori? Posso dire che qui dentro sto aumentando la ricchezza di questo settore. Dove deriva tutto il denaro che io, imprenditore, guadagno? Deriva necessariamente da un altro degli attori che stanno qui dentro, poniamo i cittadini, di quella stessa quantità di denaro che l'impresa guadagna se ne saranno privati. Così è tra le banche che concedono crediti senza limiti. No. Contemporaneamente generano anche dei debiti. Quindi per ogni più che io creo qui dentro ci sarà sempre un meno di pari entità. Qui dentro è possibile che questo settore da solo riesca ad aumentare al netto la sua ricchezza, senza che qualcun altro che è qui dentro si impoverisca. Allora come si fa? Se qui dentro circolano troppi pochi soldi, quindi i consumi sono bassi, le imprese non aprono, oppure chiudono, oppure non assumono più, come faccio a aumentare la ricchezza totale che sta qui dentro per rilanciare l'economia, il meccanismo virtuoso di consumi, produzione e assunzione del settore privato? Ci dovrà necessariamente essere un altro ente, che è il governo, che sta all'esterno di questo settore, capace di fare queste cose, di spendere la cosiddetta spesa pubblica che viene demonizzata ogni giorno. Il governo spenderà ad esempio 100 soldi che saranno tutta nuova ricchezza finanziaria, tutti i nuovi soldi che circoleranno qui dentro, senza che nessuno degli attori economici che sta qui dentro si sia impoverito, si sia privato di quella quantità di soldi. Come spende il governo? Come deve spendere? Chiaramente non gettando i soldi dall'elicottero, perché questo davvero può creare problemi, può creare infezione. Deve spendere cose utili, deve spendere in opere pubbliche, in ospedali, in infrastrutture, in strade, accrediterà il governo moneta sovrana, che accredita da nulla il denaro nei conti correnti delle imprese che fanno lavoro per lui. Questo denaro sarà utilizzato per pagare stipendi, questa sarà tutta nuova ricchezza finanziaria, 100 soldi di opere pubbliche, che circolerà al netto qui dentro, che si arriccherà tutti al netto. Il governo fa poi un'altra cosa che è meno simpatica, che comunque ha una sortita, è quella di tassare. La tassazione che cos'è? La tassazione non è altro che un drenaggio di risorse finanziarie da dentro questo settore. Nell'esempio che abbiamo fatto qui, va bene, perché a fronte di una spesa di 100 avrà una tassazione minore delle spese che per noi, ma va bene, noi avremo più 20, meno 100, più 80, più 20, una nuova ricchezza finanziaria netto che potremo utilizzare per avere maggiori risparmi, ma anche per spendere di più, per far sì che le imprese producono di più, assumono di più, per rilanciare l'economia interna. E questa operazione dal punto di vista dei bilanci del governo, come si chiama quando c'è un meno? Si chiama, l'abbiamo detto prima, deficit di bilancio, che è una cosa assolutamente mostruosa, come ci viene dipinta dai media, delle politiche, che dovremmo abbattere sempre di più. Però non è ovviamente quello che ci dicono i media, anzi la ricchezza del settore privato. Deficit pubblico è la differenza tra quello che il governo spende per noi e ci leva nell'arco annuale. Debito pubblico è la somma di tutti i deficit da quando lo Stato praticamente esiste. Oggi cosa ci viene detto? Ci viene detto che il governo deve fare come il buon padre di famiglia, deve spendere almeno tanto quanto incassa per non incorrere in una situazione di deficit, di debito. Esattamente si vuole porre il governo
sullo stesso piano del singolo attore privato. Quindi si ragiona dal punto di vista microeconomico, non della macroeconomia, dell'interazione tra i macro settori dell'economia. Provate un attimo a pensare a cosa comporta fare questa operazione in tempi di crisi, quando il settore privato non riesce a spendere di più. Comporta stagnazione economica e anche recessione, perché questo gioco qua che il governo fa ci impedisce di risparmiare di più, ci impedisce di investire di più e non ci consente di spendere di più. In fase di recessione, questa cosa a cui anche il governo italiano sta attendendo, la fiscal compact, porta a questo, porta alla stagnazione economica e alla recessione economica. Fiscal compact, trattato a cui noi abbiamo aderito nel 2012, operativo del 1 gennaio 2013, che abbiamo messo in Costituzione, poi il governo Monti appoggiato da tutti, destra e sinistra, si pone anche qualcosa di ben più drammatico, un po' fin da tempo. Si può fare questo gioco, lo Stato virtuoso che spende di meno di quello che incassa. Cosa fa lo Stato virtuoso secondo le logiche mainstream? Lo Stato virtuoso che spende di meno di quello che incassa fa sì che siamo noi settore privato ad andare in deficit. Guardate qua, il governo spende 80 e tassa 100, adesso in meno li abbiamo noi. Il governo avrà di più, a questo matematicamente, però il surplus del governo corrisponde a un impoverimento del settore privato. Questo è quello che le istituzioni europee ci chiedono di fare. E questo è veramente un problema, pensate sia veramente un problema per un governo, il deficit di bilancio. La risposta dipende in condizioni di sovranità monetaria cosa succede. E questo dato non è altro che un mero dato contabile che sta nei bilanci del tesoro presso le banche centrali. E corrisponde matematicamente al surplus del settore privato. Diversa è la cosa però quando il governo non spende un solo moneta, spende una moneta straniera che veramente chiede un prestito nei mercati di capitale. Ecco che appunto il debito pubblico diventa non più un mero dato contabile, viene un vero debito, viene un debito che è veramente un problema onorario. E perché ci chiedono di fare questo? Adesso lo vediamo insieme fra un po'. Debito pubblico abbiamo detto attivo del settore privato. Dati portati dai macroeconomisti MIT nel 2012 a Rimini, tratti dal database OPS. Guardate bene il caso di Italia. Dagli anni 90 che spendeva molto deficit, faceva sì che il settore privato avesse un elevato attivo che dopo si è ridotto sempre di più col contenimento del deficit, fino ad andare in rosso. Guardate bene quando l'attivo del settore privato è andato in rosso. Cosa è successo nel 2007-2008? È caduta la crisi finanziaria, di cui ho parlato adesso prima, della quale noi siamo ancora dentro, perché le politiche imposte sull'Eurozona ci tengono questa trappola dalla quale non siamo ancora usciti. La linea rossa sono le interazioni con l'estero, adesso magari ci interessano un po' meno, dopo le spieghiamo, comunque anche questa è una loro importanza, perché con l'adozione di una moneta troppo forte per la nostra economia, qual è l'euro, cosa è successo? L'esportazione delle nostre aziende. Adesso dopo il 2002, guardate bene, l'attivo estero dove è andato in grosso, quindi fatto un deficit con l'estero. Questo ha peggiorato ulteriormente l'attivo del settore privato. Infatti è andato in rosso nel 2007-2008. Allora, fermiamo un attimo questa parte qui dell'intervento di Marco, per lasciare poi la parola a Marco Mori, e mi riallaccio, giusto per collegare il titolo, l'argomento principale di questo incontro questa sera. La crisi economica è veramente finita. Ecco, con questo intervento, se volete di natura un po' più tecnica, ci siamo accorti che per causa dei vincoli europei e della impossibilità da parte dei governi, qualsiasi governo che continui a mantenere i dettati dei trattati europei, quindi che rispetti i vincoli europei, non può più fare qualcosa che ci porta fuori da questo impasse. Perché? Ve l'ha fatto vedere prima Marco, eccoci qua, abbiamo un pareggio di bilancio imposto in Costituzione.
Quello che non appare è che, oltre a fare il pareggio di bilancio, dobbiamo preoccuparci di pagare degli interessi sui soldi che lo Stato italiano deve prendere in prestito per fare la sua spesa pubblica. Quindi in realtà noi non siamo portati a fare il pareggio di bilancio, ma allo Stato tocca fare il surplus di bilancio, ovvero lo Stato ogni anno deve tassare più di quanto spende, quindi ci dà 100 soldi, ce ne leva 80, ci dà 100 soldi, ci dà 80 soldi, ce ne leva 100, ogni anno ci impoveriamo sempre di più. Questo è il motivo per cui non possiamo uscire dalla buca, perché stiamo scavando una buca sempre, vuol dire, più profonda. Questo serve a farci capire il quadro di riferimento del perché siamo ancora in crisi. Quello che adesso lascio da confrontarci a Marco Mori è questo che abbiamo visto fino ad oggi, quindi le domande che ci possono, perché stanno accadendo certe cose, come stanno accadendo certe cose e come queste cose che stanno accadendo vanno a essere inserite in un quadro normativo di tipo costituzionale. Io scusa, due slide molto veloci per capire veramente perché fanno questo, perché ci vogliono portare un modello di sviluppo. Io non nego, noi non vediamo che l'Eurozona in qualche modo voglia attuare un modello di sviluppo, però non è quello che tutela del benessere sociale, del portare di questo interno. Questo modello di sviluppo ci vogliono portare a avere degli obiettivi, come si vuole non governativo, basati sulla competitività del settore estero. Se io sono abile e riesco ad esportare alla Germania di più di quello che importo da lei, potrò avere degli obiettivi. Questo cosa comporta? Per esportare devo essere competitivo, quindi devo abbassare i prezzi, deflazionare i salari, cosa ancora più vera oggi che siamo in Eurozona, che è un momento forte per le nostre economie. Quindi saranno soldi che andranno nel basket delle grandi aziende multinazionali, soprattutto dedicate all'esportazione. Per esportare devo far sì che i beni reali, che sono il vero sale dell'economia, vengono poco consumati, quindi devo ottenere bassi consumi interni, abbassando i salari. Questo è quello che ci vogliono portare. Ultimissima cosa, molto importante, qua c'è anche il video di Monti, dopo magari lo vediamo insieme anche da qui, dice esplicitamente che abbiamo distrutto le domande interne per favorire la competitività dell'Italia, dice Monti, quindi non sono cose che diciamo noi. Le tasse, cosa importantissima, le tasse. Perché lo Stato tassa? Le tasse sono veramente un qualcosa che lo Stato usa per poter spendere. Guarda bene questo schema. Stato moneta sovrana, monopolista della moneta, di solo è il primo che la crea l'atto della spesa. Se io Stato non spendo nulla, quindi non metto nulla dentro il settore governativo, come faccio a venire da voi a chiedermi i soldi se io per primo sono il monopolista della valuta, non ve li ho dati? Perché lo Stato spende? Poniamo come esempio questo telecomando. Se io vi chiedessi di lavorare un'ora per me qui dentro per fare pulizia in questa stanza per guadagnare ciascuno, può essere anche un pezzetto di carta, un singolo pezzetto di carta, voi sareste disposti a farlo? Veramente sul pazzo potrebbe benissimo. Vediamo adesso che io cambio la mia versione. Fuori da questa stanza c'è una persona che lavora con me, che non mi lascia uscire se non gli consegnate il pezzo di carta, il pezzetto di carta che io solo vi posso dare. Ecco che allora le cose cambiano. Ecco che allora chiaramente voi dovete uscire dalla stanza, perché dovete andare a casa. Ecco che allora per voi questo pezzo di carta che vi posso dare, questo banale o stupido oggetto che vi posso dare, acquisisce un valore. Ecco che allora voi siete disposti a lavorare per me per, in primis, poter pagare l'esattore dei telecomandi dei tipi di carta. E quindi la tassazione ha proprio questo valore, quindi quello di dare valore alla moneta, perché se io non impongo un riscatto alla moneta che io emetto, può anche essere rifiutata dal settore privato, perde valore, non vale più nulla. Il settore privato può anche inventarsi una sua moneta da utilizzare per conto suo. Quindi, in primis, la tassazione serve per dare valore alla moneta. Poi ha anche altri ruoli, che sono quelli di
controllare che l'economia non corra troppo, che la domanda non superi la capacità produttiva del paese quando si è in piena occupazione di più ci sia inflazione, ecco per quel momento dovrà alzare le tasse, oppure farà passare le tasse quando però c'è troppo poco ossigeno, quando si deve rilanciare la domanda, la spesa da parte dei consumatori, dei cittadini. E allora le tasse si devono abbassare, cosa che adesso non si fa. O anche servono per incentivare o disincentivare determinati comportamenti. Bene, parole da Marco Mori, che adesso vi proporrà dal punto di vista più giuridico, fai proprio bene capire l'incompatibilità tra i modelli dell'Unione Europea, dei trattati europei, e il modello della Costituzione italiana. Grazie. Andiamo magari dal microfono che forse si sente meglio, soprattutto in rete. Dunque, quello che avete sentito sono le 22:30. Il quadro dell'attuale situazione. E questa situazione però dipende, nasce da un'ideologia ben precisa. In fin dei conti, l'euro e l'Unione Europea sono semplicemente due strumenti in mano a un'ideologia che si chiama liberismo. Semplicemente leggendo i verbali dell'Assemblea Costituente si è subito in grado di capire qual è la radice, la matrice del problema che stiamo vivendo. Ovvero, quando un'eccessiva quantità di ricchezza si accentra nelle mani di poche persone, queste persone arrivano ad avere un potere tale da poter influenzare o dirigere la politica. Cioè non è un problema, di questo ripeto si è parlato a lungo nei verbali della seconda sottocommissione all'Assemblea Costituente che stava scrivendo il modello economico costituzionale, non è tanto un problema di produzione, è un problema del relativo potere che ne viene fuori. Cioè ovvero, magari dal punto di vista economico è vero che una grande azienda, un grande imprenditore o altro può anche fare qualcosa di meglio dal punto di vista puramente produttivo di tanti piccoli che si operano nello stesso settore. Però automaticamente acquisisce quel potere politico che travolge la democrazia, che è contrario alla democrazia. Perché i padri costituenti avevano chiaro questo discorso? Perché la seconda guerra mondiale fu causata esattamente da questo, dall'applicazione, soprattutto da parte degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna, di un modello economico nel quale la ricchezza non veniva redistribuita. Si creavano degli accentramenti di capitali importanti che a un certo punto diventavano così grandi da diventare quel potere politico che, non avendo altro interesse del proprio profitto e del mantenimento del loro stesso potere, gettavano una larghissima fetta della popolazione in miseria. Dopo la guerra mondiale, che si è conclusa con la vittoria del liberismo, fondamentalmente, seppur alleato con il blocco sovietico, evidentemente questa situazione è ripartita esattamente dove era finita. Per un po' abbiamo retto, perché abbiamo retto? Proprio perché c'era il blocco sovietico, ovvero il capitalismo, al fine di evitare che le popolazioni occidentali potessero essere, soprattutto europee, l'Europa occidentale, potesse essere attratta troppo da un modello ideologicamente opposto a quello capitalista puro, hanno cercato di lasciarci in tasca quei soldi, quei servizi, quel welfare che ci ha condotto a un certo benessere. E possiamo dire in sostanza che dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi poi dalla promulgazione della Costituzione, fino alla caduta del muro di Berlino, non ce la siamo passata, tutto sommato male, perché abbiamo visto una parziale attuazione del modello economico costituzionale. Finito lo spauracchio comunista, il capitale è passato a chiederci il conto. Cioè a quel punto non avevano più remore ideologiche di sorta per portare avanti tutto quel modello che è stato descritto prima negli effetti economici. Questo modello addirittura dopo pochi anni dalla caduta del muro di Berlino, dall'89 quindi al 92, si consolida direttamente in un ordinamento giuridico, che sono i trattati europei. Si parte da Maastricht, si arriva poi a Lisbona, ma sostanzialmente la matrice del trattato non cambia, le norme principali restano le stesse. I trattati consolidano il liberismo puro perché consolidano il principio di uno Stato che non solo deve disinteressarsi dell'economia, ma di uno Stato addirittura che non ha neppure più la facoltà di essere tale.
Si è accennato prima al problema della sovranità monetaria. Beh, tecnicamente, dal punto di vista strettamente giuridico, uno Stato, perché possa esistere, deve avere i suoi 3 elementi fondanti irrinunciabili. Ovviamente il popolo, il territorio e la sovranità di quel popolo sul territorio, che non è altro del potere d'imperio del popolo sul suo territorio, che la Costituzione poi, per fortuna nostra, disciplina in modo democratico. Ora, è evidente che se io tolgo la sovranità, cancello lo Stato. Si diceva prima che ci rendiamo analoghi a quello che può essere una regione, una provincia o altro, o peggio ancora, diventiamo esattamente come un privato. Usciamo dalla categoria del diritto pubblico per entrare in quella del diritto commerciale. Soltanto uno Stato che non è più tale, quindi che ha ceduto le sue leve di sovranità, è uno Stato che è soggetto al monopolio e al regime violento dei mercati. E questi sono i 2 strumenti giuridici, ancora una volta, con cui l'Unione Europea ha messo in condizione l'Italia e tutti gli altri Stati aderenti, in particolare gli Stati che hanno aderito poi all'euro, ovviamente, vale anche in parte per gli altri, in questo discorso un po' più complesso che tralasciamo stasera per ragioni di tempo. Comunque, per gli Stati che hanno aderito all'euro, si è verificata quella condizione di reale cancellazione progressiva dei diritti fondamentali enunciati nella Costituzione, perché lo Stato non era più in grado tecnicamente di poterli garantire. L'euro ha 2 facce. Una è ovviamente quella cessione di sovranità monetaria di cui si è parlato. Poi ovviamente c'è la cessione di sovranità economica, ovvero quei vincoli di bilancio che sono indissolubilmente legati alla cessione di sovranità monetaria. Se avessimo mantenuto una delle 2 sovranità sarebbe stato molto più difficile affondarci. Soltanto la fusione di questi 2 elementi porta alla crisi che vediamo. Cioè, da un lato si è codificata quindi una banca centrale che addirittura, ai sensi dell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il divieto di creare soldi dal nulla, perché questo fanno le banche centrali, questo sono, per darli agli Stati. Quindi la banca centrale ha il divieto assoluto di fare qualsiasi facilitazione creditizia agli Stati membri. Quando sentite che si comprano titoli di Stato, lo si fa solo sul mercato secondario e oltretutto si fa un'azione oggettivamente di dubbia compatibilità con i trattati. Tant'è vero che avete sentito più volte la Germania lamentarsi con la politica di Draghi che invece in questo periodo ha acquistato titoli di Stato. Questo ovviamente per evitare che l'Unione Europea deflagrasse completamente. Quindi in sostanza Draghi con questa operazione ha preso tempo e ha mantenuto l'Unione Europea in piedi, nel frattempo che si continua a creare pressione sui governi per accettare quello che è l'obiettivo ultimo che sentite tutti i giorni, che sono gli Stati Uniti d'Europa. Quindi arrivare effettivamente alla cancellazione di tutti i singoli Stati e delle loro costituzioni per creare un nuovo superstato che si basa però su quell'ideologia liberista che garantisce chiaramente il potere di pochissimi, la ricchezza a pochissimi contro tutti gli altri. Nel momento in cui si è codificata una banca centrale di questo tipo, lo stesso Amato l'ha raccontato in varie interviste, ci siamo messi in condizione di creare un sistema che non poteva funzionare. Amato racconta che gli americani gli avevano detto e che loro sono andati avanti lo stesso, che abbiamo avuto la pretesa faustiana di fare un'Europa in questo modo. Ovviamente non è una pretesa faustiana, ma una precisa volontà politica di farla in questo modo. Non è stato un errore, è stato un dono, un'azione preordinata criminale affinché proprio le costituzioni che erano il principale nemico dell'alta finanza, di questi capitali che si erano riuniti ormai in pochissime mani, potessero continuare a trionfare. La Costituzione con le sue leggi, se applicata, era un ostacolo insormontabile, quindi andava distrutta. La banca centrale codificata addirittura è indipendente dalla politica, quindi non solo non può aiutare gli Stati, ma anche in ambito di politiche monetarie, quindi laddove approvvigiona magari di moneta le banche commerciali o fa le sue scelte sui tassi di interesse o quant'altro, la banca centrale è codificata, ai sensi dell'articolo 130 di FUE, come indipendente dalla politica. Ovvero, né un Parlamento nazionale né il Parlamento europeo possono in nessun modo dare consigli alla banca centrale sullo svolgimento delle politiche monetarie. E l'obiettivo delle politiche monetarie della banca centrale è solo ed esclusivamente la stabilità dei prezzi, che per norma viene prima di pace e benessere. Per norma. Non è un ragionamento dell'insieme e delle conseguenze di un assetto normativo, proprio la legge dice questo.
L'articolo 127 TFUE ci dice che il SEMEF, il Sistema Europeo delle Banche Centrali, deve preoccuparsi della stabilità dei prezzi, fatta salva la stabilità dei prezzi, può a quel punto preoccuparsi di pace e benessere delle popolazioni. Questo credo che sia un qualcosa che non ha precedenti nella memoria storica recente, perché è un qualcosa che non appartiene al concetto di democrazia. È evidente che la stabilità dei prezzi a chi serve? La stabilità dei prezzi serve ai detentori del grande capitale. Coloro che, se ci fosse un'inflazione, avrebbero il problema di non poter continuare a speculare sugli stati, a vivere soltanto di rendite finanziarie, dovrebbero invece sporcarsi le mani nell'economia reale. Quindi tutta questa enorme massa monetaria che Draghi ha immesso anche con quantitative easing non è mai scesa nell'economia reale, è rimasta soltanto in ambito di casinò globale dell'alta finanza, con cui spostando poi questi capitali da una nazione all'altra, da un territorio all'altro, si creano delle conseguenze politiche evidenti. Si è citato prima infatti alcune frasi confessorie, no? Le avete sfiorate, ad esempio quella di Orlando, ministro della giustizia in carica, che dice una cosa che doveva essere come minimo su tutti i giornali nazionali quando è stata pronunciata. Beh, Orlando aveva detto testualmente che quando è stata inserita il pareggio di bilancio in Costituzione non è stato fatto per una scelta del Parlamento italiano, è stato fatto su diretta minaccia della Banca Centrale Europea, che ha detto: o inserite il pareggio di bilancio in Costituzione o noi chiudiamo i rubinetti e non ci sono più i soldi per gli stipendi alla fine del mese. Cioè un ricatto confessato da un ministro, non è una tesi complottista, un ricatto puro, semplice, un atto tecnicamente e giuridicamente lesivo, un evidente delitto contro la personalità giuridica dello Stato, che è passato completamente inosservato e che ha portato quei vincoli a livello europeo all'interno della nostra Costituzione, creando oltretutto un'evidente incompatibilità, ad esempio con l'articolo 47 della Carta, che al contrario disciplina qualcosa di molto diverso dal pareggio di bilancio. Il 47, oltre a ricordarci chiaramente che la Repubblica deve disciplinare, coordinare e controllare il credito, concetto alla radice incompatibile con qualsiasi decisione di dotarsi di una banca centrale indipendente, perché se la Repubblica deve disciplinare, coordinare e controllare il credito, la banca deve dipendere dalla democrazia, non essere indipendente dalla democrazia, se no i quali si battano. Ma altresì l'articolo 47 dice anche che la Repubblica deve incoraggiare il risparmio e tutelarlo ovviamente in tutte le sue forme. E come fai a creare risparmio? Qui veniamo poi al concetto che si diceva prima del debito pubblico. Il risparmio non è altro che quello che ti viene lasciato in tasca alla fine di ogni anno da parte dello Stato. Se lo Stato spenderà 100 e passerà 80, ti lascerà un risparmio, perché 20 rimarranno nell'economia. Poi possiamo decidere dove spenderli, come spenderli, quindi spostarli verso una categoria piuttosto che l'altra, però si creerà un risparmio reale nell'economia reale. La sommatoria di tutti questi risparmi poi altro non è che il debito pubblico. Ma è evidente che nel momento in cui tu fai un'operazione opposta, o anche semplicemente il pareggio di bilancio, tu non crei più risparmio. Su questo di nuovo è interessantissima l'analisi che facevano i costituenti proprio in allora, perché l'Italia, distrutta dalla seconda guerra mondiale, aveva un evidente problema inflattivo, aveva un evidente problema nell'impossibilità di fare politiche espansive reali. Anche perché proprio in quegli anni, fu la stessa Assemblea Costituente a ratificare questi accordi, si arrivò a fare sì che il dollaro diventasse la moneta di riserva dell'intero pianeta. Gli americani con gli accordi di Bretton Woods, avendo vinto la guerra, hanno imposto la loro valuta a tutto il resto del mondo. I costituenti, quando hanno accettato questi accordi, che poi prevedevano in allora in sostanza che solo il dollaro fosse convertibile in oro, era questo il punto, no? E quindi il dollaro diventava moneta di riserva, dietro questa garanzia aurea, che poi non esisteva, tanto è vero che poi Nixon doveva abolirla 30 anni dopo perché non era convertibile in nulla il dollaro, ovviamente. Fatto sta che i costituenti erano consapevoli che la decisione di ratificare gli accordi di Bretton Woods era totalmente un'evidente cessione di sovranità, a cui in quel momento però dovevano chiaramente sottostare perché eravamo stati distrutti. Quindi non c'era la possibilità di ribellarsi a questo. In questa fase, quindi, loro erano preoccupati certamente più del problema inflattivo, come oggi magari fanno e parlano alcuni economisti mainstream, però avevano un problema concreto. Nonostante questo, avevano comunque utilizzato una norma che apriva chiaramente a un'espansione monetaria.
È chiaro che il 47 col senno del poi poteva essere scritto decisamente meglio, ma appunto era diverso il contesto in cui ci trovavamo allora. Oggi in effetti tale norma potrebbe essere oggetto di una piccolissima riforma costituzionale che espliciti meglio la necessità, quantomeno nel lungo periodo, di fare politiche espansive. Perché dico nel lungo periodo? Perché chiaramente ci può essere una necessità ciclica in un'economia di poter fare austerità per qualche momento. Quello che non ha senso è modificare l'austerità per sempre. Perché ad esempio se io ho una spinta effettivamente inflattiva, perché ho esagerato nell'emissione monetaria, oppure anche per uno shock esterno, la spinta inflattiva di cui parlava Alessio prima, degli anni 80-70, in realtà finita, culminata negli anni 80, era legata alle crisi petrolifere. Le crisi petrolifere che avevano fatto aumentare l'inflazione, era uno shock esterno che aveva fatto aumentare l'inflazione, non erano le politiche sbagliate del paese, era uno shock esterno, appunto, a cui Andreatta e Ciampi risposero con quel famoso divorzio che loro stessi qualificarono 10 anni dopo, o meglio lo fece Andreatta, come atto eversivo. Atto eversivo perché senza un passaggio parlamentare, nei fatti, fecero sì che la Banca d'Italia non fosse più obbligata a acquistare i titoli di Stato italiani. Soltanto questa operazione provocò un raddoppio in 10 anni del rapporto debito-PIL nazionale, collegato ovviamente anche all'ingresso dello SMEC, che vi ho spiegato prima adesso. Ora, questo discorso però non era stato sufficiente per affondare il paese. Il paese realmente affonda, appunto, come dicevo prima, nel 92, quando oltre questa conferma di cessione di sovranità monetaria, cioè l'impossibilità di avere una banca centrale che acquistando i titoli di Stato finanzia la spesa pubblica, oppure emette anche moneta direttamente per lo Stato, ci troviamo con quelle cessioni di sovranità economiche che sono i vincoli di bilancio, che poi hanno inserito appunto anche in Costituzione. Questi vincoli di bilancio provocano qualcosa di peggio di quello che vi dicevo prima, cioè uno Stato che spende 100 e tassa 100. Provocano qualcosa di peggio perché in realtà fin dalla genesi del 3% del rapporto deficit-PIL annuo, l'Italia ha fatto quello, come raccontavano prima i ragazzi, che si chiama tecnicamente avanzo primario. Cioè, visto e considerato che il 3% del PIL non copriva neppure il costo degli interessi passivi sul debito, l'Italia, nella realtà, ha tassato più di quanto spendeva. Questo l'ha fatto per 20 anni, senza soluzione di continuità, e la conseguenza è una costante riduzione di moneta nell'economia reale. Quindi, man mano che la moneta cala, sempre più persone vanno in difficoltà e vanno in crisi. Perché ci troviamo in una situazione dove letteralmente abbiamo meno moneta di quella necessaria al funzionamento dell'economia in circolazione. Questa soluzione, per chi detiene invece grandi capitali, è ottimale, sia perché si può comprare di fatto a saldo i nostri beni, abbiamo perso in questi anni un quarto, forse più, del tessuto produttivo nazionale, in sostanza, sia perché possono avere letteralmente un potere politico sugli stati. Lo Stato a questo punto morto, non può più garantire i servizi, è obbligato a ridurre quei diritti che poi erano un grande bersaglio da togliere. In questo contesto andiamo a tradire completamente quello che è il modello economico costituzionale, ad esempio quell'articolo 41, splendido, dove si ricordava una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma che con i trattati europei è vietata, ovvero limitare l'iniziativa privata, laddove in contrasto con l'utilità sociale. Cioè io non è che quando vado a scrivere la Costituzione i nostri padri fondatori pensavano a un certo punto che si voleva creare un regime comunista, no, si voleva creare un sistema misto, un sistema in cui lo Stato effettivamente interveniva se a un certo punto Alessio Farinella diventava così ricco che tutti gli altri dovevano morire di fame o obbedire a lui, perché è un problema di nuovo di democrazia. E allora in questo contesto la democrazia, tra l'altro pensata in modo molto diverso da quello di oggi, perché oggi noi siamo abituati a pensare a una democrazia come una sorta di dittatura della maggioranza del momento. La democrazia dei padri costituenti era un proporzionale puro con sbarramento allo 0,5, proprio perché tutti fossero rappresentati e perché soltanto una totale rappresentanza di tutte le categorie, di tutte le classi sociali, di tutti gli opposti interessi, poteva creare delle leggi che erano compatibili con questo tipo di ragionamento economico. Perché è evidente che se vogliamo creare un qualcosa che non porti poi nuovamente a crearsi delle forme oligarchiche, dobbiamo essere tutti chiamati a decidere e a parlare. Ecco, questo tipo di situazione
stata sfuggita completamente di mano con i trattati che vietano addirittura l'intervento dello Stato in economia sostanzialmente, perché l'articolo 107 di FOE proprio è secco, tranne per la Germania, per tutti gli altri, perché la Germania può intervenire in economia a favore della Germania Est, per esempio, per tutti gli altri non è ammesso nulla. Quindi non ci può essere nessun tipo di intervento dello Stato in questo senso, e quindi neppure un intervento redistributivo della ricchezza. Idem si dice per l'articolo 42 della Costituzione, completamente demolito per queste norme, che parlava della funzione sociale della proprietà e del fatto che dovesse essere accessibile a tutti. Nuovamente, sempre per evitare questi grandi accentramenti di capitale. Il diritto banale, diciamo prima, no? Di tutti quanti di avere ad esempio una casa. Avremmo case a sufficienza per averle tutti, ma è evidente che se io ho 100 case, noi siamo in 200, non bastano, ma quando siamo, per esempio, noi 200 persone, 200 case basterebbero come oggi. Se però lui ne ha 50, ecco che ci troviamo nella condizione che qualcuno resta senza casa. Cioè sono discorsi assolutamente banali, se ci pensate, ed era assolutamente normale che nessuno fosse lasciato indietro per la nostra Costituzione. Logiche che nei trattati europei sono completamente saltate e sono state totalmente dimenticate. Dimenticate poi per creare quella crisi che deve portarci esattamente dove vogliono farci andare. Si diceva prima Mario Monti, no? Le crisi, le grandi crisi sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità nazionale, perché quando è in corso una crisi visibile e conclamata, ovviamente il popolo, che normalmente non sarebbe disposto a accettare provvedimenti di questo tipo, li accetta. Esempio banale, concreto, Berlusconi voleva togliere l'articolo 18 ai tempi, no? Milioni di lavoratori in piazza. Avete visto qualche protesta ultimamente? Quando si è fatto molto di peggio rispetto a questo? No, perché ovviamente cosa è cambiato nel frattempo? È cambiato che abbiamo fatto 20 anni davanti al mare. E quindi che siamo arrivati a un tale livello di sofferenza e difficoltà economica che hanno imposto quello che hanno voluto. E attenzione, non è che sia difficile individuare anche i soggetti che stanno attuando questo tipo di azione eversiva. Si sono create delle vere e proprie associazioni sindacali di categoria della finanza. Una, ad esempio, è la Commissione Trilaterale. La Commissione Trilaterale, fondata da David Rockefeller, non è qualcosa da siti complottisti. È un'associazione che ha visto il suo riconoscimento ufficiale al Quirinale dello scorso anno, quando il Presidente della Repubblica ha invitato gli esponenti della Commissione Trilaterale, ha elogiato l'operato di Rockefeller e ha elogiato, testualmente trovate il discorso sul sito del Quirinale, ha elogiato l'esistenza di fori sganciati da ogni ufficialità, nei quali vengono prese le decisioni che poi influenzano i policy makers, li ha chiamati. Cioè, ovvero che le decisioni che contano del nostro Parlamento, diceva Orlando prima, vengono prese fuori, in ambienti, in gruppi di potere economico e sovranazionale, che ormai sono anche molto ristretti, perché poi la caratteristica principale del liberismo è funzionare un po' come il gioco del Monopoli. Cioè, a Monopoli, a un certo punto, un giocatore elimina tutti gli altri perché accentra su di sé tutte le ricchezze e gli altri falliscono. Nella vita reale ci vuole un po' più di tempo, ma il principio è esattamente lo stesso. Se non c'è qualcuno che ridistribuisce ricchezza, uno vince e gli altri muoiono tutti. Quindi anche in ambito finanziario, nel corso degli anni, il pesce più grande ha mangiato il pesce più piccolo. E a un certo punto si è ridotto di molto il numero dei gruppi di potere che realmente stanno tirando le fila. Spesso ovviamente in lotta fra di loro, seppur in queste associazioni hanno dimostrato una certa capacità di parlarsi e di una comunione di intenti. Pensate che sempre dalla Commissione Trilaterale è venuto anche il personaggino di cui parlavamo prima. Mario Monti, quando è arrivato alla presidenza del Consiglio, era presidente della Commissione Trilaterale. Si è dimesso dalla Commissione Trilaterale per arrivare direttamente alla presidenza del Consiglio. Cioè questo è letteralmente sconvolgente, ma non è altro che la piana conseguenza della disapplicazione di un modello economico. Prima è stata detta, in una delle ultime slide, molto interessante, è stato detto qual è l'unico meccanismo che è rimasto all'interno della zona euro per approvvigionarsi di moneta, per avere un segno più. Nel momento in cui lo Stato deve fare avanzo primario, il settore privato ovviamente non può fare nulla, le banche commerciali è vero che possono espandere il credito, lo sappiamo, le banche commerciali di fatto creano moneta, o meglio creano promesse di pagamento che poi circolano come moneta, però è chiaro che chiedono indietro interessi. Quindi è evidente che se le banche prestano, ne so, 100 miliardi, devono dare indietro 100 miliardi più gli interessi.
Quindi l'espansione della base monetaria della banca commerciale è temporanea. Il momento del prestito, finché aumento il tetto dei prestiti, aumenta la moneta in circolazione, se chiudo i rubinetti è evidente che dovendo pagare gli interessi io comincio a perdere anche da questo tipo di settore, oltre all'avanzo primario dello Stato. Rimane l'ultima spiaggia, appunto, che sono le esportazioni. Monti, infatti, su questo diceva: dobbiamo distruggere la domanda interna proprio per acquisire posizioni di maggiore competitività, ovvero abbattere i prezzi. E come faccio ad abbattere i prezzi? Abbatto il costo del lavoro. Abbattendo il costo del lavoro io spero di recuperare quello che perdo negli altri due settori direttamente attraverso la vendita dei miei prodotti all'estero, creando oltretutto non solo quella famosa competitività che poi è l'opposto della solidarietà che prevede la nostra Costituzione, quindi questa competitività tanto cara a Bruxelles, ma è proprio un problema di pace a un certo punto. Nel senso che se qualsiasi nazione per sopravvivere deve impoverire il vicino, perché non ha nessun altro modo di espandere la sua economia finanziaria, chiaramente, ma che poi si ripercuote nell'economia reale, perché è evidente che se anche abbiamo persone che sanno lavorare ma non ci sono i soldi, queste fanno con le mani in mano. Beh, in un contesto di questo tipo si spingono i paesi a combattersi uno con l'altro. L'Italia fa il Job Act, la Francia fa la riforma del lavoro subito dopo. Perché noi, se no, riusciamo a vendere i nostri prodotti all'estero dove non ci riescono. Creando una situazione assolutamente folle, perché poi è pacifico che la bilancia dei pagamenti mondiali deve essere in pareggio, tanti importano, tanti esportano, non ci sono i marziani con cui commerciare, e quindi a un certo punto noi ci ritroviamo nella condizione di fare esattamente un'operazione di questo tipo, cioè dichiarare guerra a tutti i nostri vicini, alla faccia di un'Unione Europea che doveva portare la pace. Ovviamente la situazione è stata leggermente alleviata dal fatto che nel resto del mondo qualcuno fa politiche espansive. Abbiamo visto il Giappone, per esempio, abbiamo visto gli Stati Uniti, che attenzione, hanno sì una banca centrale per statistici di ultima istanza, hanno sì una banca centrale che obbedisce agli ordini del Congresso, ma hanno anche una matrice totalmente liberista, dove comunque sia la ricchezza finanziaria che viene immessa nel sistema, che aumenta quella complessiva, finisce comunque sempre nelle mani di pochissimi. Tant'è vero che la povertà in USA è stata aumentata. Infatti noi dobbiamo stare molto attenti in questa fase storica, perché considerate che gli stessi Stati Uniti d'Europa, che ci proporranno nei prossimi 5 anni, la prossima legislatura è quella degli Stati Uniti d'Europa, ci verranno imposti con ancora un po' di terrore nelle prime fasi, ma poi con una carota, la carota della famosa banca centrale per statistici di ultima istanza. Ma se io accetto di buttare a mare la mia Costituzione antiliberista, democratica, una Costituzione pensata perché tutti possono avere diritti uguali, tutela certamente la meritocrazia, ma comunque non consente che la mia capacità, la mia fortuna possa schiacciare qualcun altro. Tutto questo se ne andrà a mare in cambio di questa banca centrale, perché ci daranno quello, ma resterà il modello liberista. E così avremmo tolto di mezzo sicuramente lo strumento coercitivo, ma lasciato il problema. Lo strumento è stato utilizzato finché gli serviva per vincere, una volta ottenuta la vittoria non serve più tutto questo. Sappiamo poi che queste azioni da parte dei grandi gruppi del potere economico sono destinate a fallire. Il problema è che il fallimento delle loro azioni poi normalmente significa guerra. E questo nuovamente è la storia che lo insegna. Quindi è certo che poi questo modello non possa andare avanti in eterno, ma è altrettanto certo che se non li fermiamo per tempo poi saremo noi a pagarne il prezzo. Ora, dal punto di vista poi anche qui giuridico, se vogliamo, il tema dei spiriti d'Europa è quasi demenziale. Demenziale perché basta leggere l'articolo 139 della Costituzione, la forma repubblicana è definitiva. Come tale non posso abrogare la Repubblica Italiana e la sua Costituzione. È evidente che se crea un nuovo Stato, la Repubblica Italiana non esiste più. Esiste il territorio, il popolo, ma la Repubblica è andata. Eppure, anche questo avviene nella totale indifferenza, anzi si grida ai populisti e ai fascisti a caso, magari a chi sta invece difendendo la Costituzione, e non si guarda ad esempio il programma di un partito democratico dove sta scritto nero su bianco che l'obiettivo è cancellare la Repubblica Italiana, perché se voglio creare gli USA siamo a questo use, siamo a questo punto. C'è qualche tribunale che qualcosa ha scritto, non è che non ci siano. Ad esempio, il GIP di Cassino, in un'ordinanza dove ha archiviato una denuncia che avevo fatto per istigazione delinquere alla Laura Boldrini,
Proprio perché Laura Boldrini invocava cessioni di sovranità nazionale, no? Ora stai destinando a delinquere. Se c'è di sovranità nazionale e c'è dello Stato, il GIP ha archiviato sostanzialmente la denuncia, non rivelando comunque in questa frase un intento realmente di spingere il popolo a compiere un atto eversivo, ma l'atto eversivo l'ha riconosciuto. Cioè il GIP nelle motivazioni scrive che c'è della sovranità e reato. Se per il semplice fatto di quello che vi dicevo all'inizio. Se io cedo sovranità non sono più uno Stato. Se non sono più uno Stato, per così non torno. Ora, c'è chi come Calamandrei, anche nell'Assemblea Costituente, diceva: guardate bene, quando inseriamo l'articolo 139 così, noi ci scordiamo di tipo di cambiamento. È vero che non poter più cambiare forse può non essere totalmente al passo coi tempi, ma a questo punto, in questa fase storica, dico grazie al cielo che c'è questa norma, perché veramente non si sta capendo che cosa si sta creando. Vi faccio un ultimo esempio e poi lasciamo un po' spazio magari. Sono le ore 23. Se noi provassimo a immaginare un governo unico mondiale, okay? Una democrazia, va bene, no? Io non avrei di per sé ideologicamente delle barriere a un discorso di questo tipo. L'aspetto economico però come verrebbe organizzato? Cioè ci sarebbero comunque le stesse politiche basate sulle esportazioni mercantiliste di violenza di una zona verso l'altra? No. La produzione dove sarebbe? Fondamentalmente vicino al luogo di consumo. Cioè l'idea di integrarci attraverso questo tipo di politiche è demenziale. Se io avessi un governo unico mondiale, democratico, non è che mi faccio fabbricare le scarpe indietro e poi le trasporto qua. Avrei il luogo di produzione vicino al luogo di consumo. Cioè la valutazione sarebbe esclusivamente logistica. Ecco. Già questo fa capire che quello che stanno facendo non può essere una forma di integrazione. Quello che stanno facendo è un qualcosa che porterà necessariamente a un conflitto e che ovviamente non hanno mai avuto chiaramente nessuna intenzione di creare una democrazia, e questo qui davvero poi mi taccio. L'abbiamo visto anche in che cos'è il Parlamento europeo e come funziona. Cioè hanno creato un Parlamento europeo che non ha per legge l'iniziativa legislativa. Se il parlamentare europeo non può, eletto dal popolo, no? Non può proporre una legge, che ci sta a fare? Non serve a niente. Cioè proprio la negazione totale delle volontà democratiche è proprio della servizio a questi poteri economici. Ora, è evidente che uscire da questa situazione sarebbe possibile fondamentalmente in due modi. O attraverso un'evidente consapevolezza o attraverso la distruzione del sistema che poi a un certo punto imploderà da solo. Solo che se implode da solo noi ci saremo sopra e saranno dolori. Se riusciamo invece a far capire alla gente cosa sta succedendo, è facile che la gente si ribelli, e la ribellione può portare sia a un risultato politico, ma potrebbe anche portare a un risultato giuridico, nel senso che abbiamo due strati di vittoria da questo punto di vista. Sia quando al governo qualcuno che unilateralmente domani mattina esce dall'Unione Europea e torna ad applicare la Costituzione, sia una volta che la magistratura sente un popolo che ha capito determinati concetti attraverso l'intervento di quel potere dello Stato che pacificamente l'ha messo lì per evitare che ci fosse un colpo di Stato. Cioè la parità dei poteri serviva a tenerli equilibrati in modo che uno potesse controllare l'altro. Oggi l'esecutivo ovviamente il potere che ha sorvegliato tutti gli altri, attraverso la legge elettorale chiaramente, è legittima. Un esecutivo che oltretutto poi in base ai trattati risponde soltanto a questi poteri esterni. Se la magistratura prende atto di questa situazione tecnicamente, pacificamente eversiva, può senza nessun tipo di problema arrestarli domani mattina. Articoli 241 e seguenti del codice penale, in particolare il 243, sono chiarissimi in questo senso. Cioè è reato compiere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato. Qualsiasi accordo diretto a compiere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato è punito fino all'ergastolo. È una norma pacifica, perché è chiaro che qual è un accordo che crea un atto ostile contro la personalità giuridica? Un accordo diretto toglie allo Stato il potere di imperio sul suo territorio. Perché lo Stato non esiste più. Questo per fortuna è stato detto anche da grandi giuristi, vedi Zagrebelsky, che recentemente ha detto paro questo, quello che abbiamo visto nel video iniziale, quando iniziare la conferenza, no? Che gli Stati, se sono tali, non possono fallire. Perché se hanno la sovranità, da questo punto di vista fanno quello che vogliono. E veramente andiamo a chiudere quanta moneta serve nell'economia? La nostra Costituzione è chiarissima da questo punto di vista. Serve quella necessaria ad avere la piena occupazione. Finché ci sono disoccupati dobbiamo fare politiche espansive.
Vi ringrazio. Bene, se avete qualche domanda, Non troppo tecnica, mi raccomando. Quindi, vorrei una spiegazione circa la situazione del Venezuela che c'è attualmente. Per quale motivo? Ha la moneta propria, la banca centrale propria. Beh, ci sono, giustamente, eppure continuano a indebitarsi in una moneta straniera. Dicono che non la fanno. Potrei fare un altro paragone con la Norvegia. La Venezuela è il secondo produttore di petrolio al mondo, dopo l'Arabia Saudita. La Norvegia ha il petrolio e ha il tenore di vita doppio dell'Italia. Eppure la situazione, cioè non sono tante abitanti in Norvegia e neanche in Venezuela. la Norvegia non è né nell'euro né nell'Unione Europea. Ha delle convenzioni con l'Eurozona. Ma non ha un legame fisso all'euro. No, neanche la Svezia. Se no, è limitazione Neanche la Svezia. La Svezia non ha l'euro. Esatto. Beh, ci sono effettivamente dei paesi che hanno delle abitudini che poco hanno a che fare in realtà poi con ragioni economiche, ma sono quasi sempre scelte politiche come quella di restare nell'euro, la scelta stessa che noi facciamo, perché i governi hanno fatto regolarmente, di essere così ligi a rispettare i vincoli europei, non sono delle scelte di natura economica, sono scelte in realtà di natura politica, cioè hanno scelto loro di rispettarlo, potevano non rispettarle e fare il bene dell'economia italiana, certo, non lo hanno fatto per motivi di scelta politica, non abbiamo i carri armati che ci invadono domani. Il Venezuela, Ho fatto una domanda sulla Venezuela. esatto, facciamo il paragone. La risposta è sempre prima quando parlavi dell'Argentina. La moneta venezuelana non può svalutare, è ancora a cambio fisso col dollaro. Quindi loro di fatto hanno una moneta straniera, non hanno sovranità monetaria. E in più importano tutto, erano soltanto esportatori di petrolio, quando è crollato il prezzo del greggio sono finiti con le pezze, dove sappiamo. Quindi il Venezuela, togliamoci dalle prime, il Venezuela non è sovrano da nessun punto di vista. La Norvegia non è crollata quel crollo del petrolio. Esatto, ma perché? Quando si la Norvegia è sovrana. Esatto. Cioè nel momento in cui tu decidi come paese di ancorare la tua valuta a una valuta estera, è esattamente come adottare la valuta estera e come avere l'euro in sostanza, cioè come adottare quella valuta come propria valuta nazionale. Di conseguenza tu non puoi fare delle politiche espansive o delle politiche che vanno a sostenere la tua economia nel momento in cui l'economia ha bisogno di essere sostenuta. Non solo, ci sono anche delle questioni di natura della struttura di un paese, cioè un paese che ha una struttura industriale, produttiva, di trasporti, di benessere diffuso, di occupazione, di un alto livello medio di istruzione, di un alto livello della qualità della sanità, di un alto livello dell'istruzione stessa, quindi del sistema formativo. Tu hai un paese che è forte, non è che si dice un paese è forte ed è ricco, un paese che ha una struttura importante. Noi insomma in Italia siamo arrivati a essere la quinta potenza industriale del mondo in 35 anni dal dopoguerra, cioè in tempo zero letteralmente, perché in Italia è stato fatto, al di là di tutto quello che può essere detto dai governi passati, comunque sono state fatte tutta una serie di azioni che hanno portato questo paese ad avere la sanità migliore al mondo, la scuola migliore al mondo, a diventare la quinta potenza industriale, a diventare un paese del G5, questo è riuscito a fare l'Italia, insomma quando è arrivata ai tempi di Craxi faceva paura, era arrivata a, tra virgolette, minacciare la potenza industriale e comunque la ricchezza di paesi come l'Inghilterra, paese che ha una storia totalmente diversa. L'Inghilterra è stato l'impero coloniale più grande del mondo, una ricchezza pazzesca. L'Italia è un paese agricolo fino alla seconda guerra mondiale, miracolo economico e industriale italiano. Quindi è chiaro che se un paese non ha soltanto una ricchezza, in questo caso il Venezuela è il petrolio, e poi non capitalizza da quella ricchezza, importando inizialmente, che ne so, pensieri, importando cervelli, importando strutture, studi di progettazione, cioè arricchendo effettivamente il paese e rendendolo un paese indipendente su tutti i punti di vista, nel momento in cui c'è uno shock di quel tipo il paese soffre. Oltre al fatto, ripeto, che in Sud America ci sono delle abitudini secondo me sbagliate, folli,
di emettere oppure di indebitarsi in valuta estera. Cioè, il Venezuela, così come l'Argentina, erano soliti emettere dei bond, cioè dei titoli di Stato, in dollari. Quello purtroppo è legato ai rapporti di forza, cioè gli USA hanno sempre esercitato un potere coercitivo fortissimo nel loro giardino di casa, quindi hanno voluto soggiogare questi paesi in modo da poterli sfruttare, sia come manodopera a basso costo, sia per le materie prime. Quindi è stata una decisione strategica da questo punto di vista. Tra l'altro questo tipo di domanda apre anche a un problema più grosso, cioè nel momento che l'Italia, e sappiamo che l'Italia deve uscire dall'euro e dall'Unione Europea per riprendersi, ma per uscire non è solo sufficiente avere le leve di sovranità, devi riprenderti anche la produzione che hai ceduto. Qui di nuovo c'è tutta la Costituzione della Repubblica. L'articolo 43 consente le nazionalizzazioni. Cioè io posso nazionalizzare nell'interesse pubblico quello che mi pare sul territorio nazionale. Se un Parlamento lo decide, posso riprendermi tutto quello che è sul territorio nazionale. Un piano industriale è la cosa più importante da fare prima di uscire dall'euro. Perché recuperata la sovranità devo sapere come usarla e come garantire l'efficacia di una struttura produttiva nel paese. Un piano industriale che necessariamente dovrà anche valutare e andare verso un'autonomia energetica, possibile con le attuali tecnologie. Nelle prime fasi però sarà indispensabile avere qualche accordo bilaterale con alcuni paesi non allineati con l'Unione Europea. Questi sono accordi che qualsiasi grande partito che volesse portarti fuori da questa situazione deve fare prima. Cioè, questi non ti possono raccontare che una volta al governo poi andranno a Bruxelles e inizieranno a discutere. Bruxelles ti fa a pezzi, perché in questo momento ha la pistola puntata alla tua testa, può chiuderti i rubinetti della moneta in qualsiasi momento e tu non sei neppure più padrone dei tuoi servizi essenziali. Noi non abbiamo più nemmeno le autostrade, non abbiamo l'acqua, non abbiamo niente di nostro. Ed è chiaro che in queste condizioni sei di fatto nelle condizioni di una potenza occupata militarmente dallo straniero. Io in tanti articoli spesso ho scritto, chiaro e tondo, l'Est è quasi un fatto militare da questo punto di vista. Costituzione alla mano, però è un fatto militare, perché il potere di imperio che devi esercitare a quel punto è enorme. E questo dovrebbe portare, oltretutto, per poterlo attuare, a un consenso politico altrettanto enorme. Non a caso vi dicevo prima che conta anche la via giudiziaria, perché se la magistratura agisse in una certa direzione, poi per la politica sarebbe molto più facile fare questo. Perché quando esci dall'euro, se a un certo punto tu non hai più industrie che fanno il pollo, perché le hai vendute, non so, agli stranieri. Questi dicono che la tua moneta non la vogliono perché tu sei pure fuori dal circuito mondiale, perché tu hai un nuovo circuito di pagamenti che è staccato da loro. Non puoi comprare nulla da quel punto di vista. E come fai? Se gli stabilimenti ce l'hai in casa, devi nazionalizzare. Cioè, capite che poi, quando Tsipras si è arreso, ha alzato la bandiera bianca, non è mica detto che fosse malafede. Tsipras è arrivato lì con un mandato popolare, ha detto cambiamo le regole, e a un certo punto dall'altra parte gli ha detto no, ti ammazziamo. E lui capisce che se a quel punto perseguiva in quella linea, cosa succede? Che il suo popolo è implicato. Perché davvero, prima le banche chiuse, poi i supermercati chiusi. E a quel punto la gente si incavola con te, perché nessuno ha mai spiegato cosa sta succedendo e cosa devi fare. La politica italiana oggi è questo. Cioè non c'è nessuna forza politica che ha spiegato che siamo in una dittatura. È stata codificata una dittatura, ci hanno portato via tutto, e quello che dobbiamo fare è reagire e riprenderci tutto. Se la gente non lo sa, non è disposta a farlo. Anzi, ti dicono che se vuoi nazionalizzare qualcosa sei comunista, perché non si può fare. Ti dicono che va bene delocalizzare industria, produzione. Fermo restando che poi, quando tu hai di nuovo il potere di imperio, non è detto che devi prenderti per forza tutto. Magari basta andare soltanto da Marchionne e dirgli, caro Marchionne, la Fiat torna qua, se no ce la prendiamo noi, scegli. O te la tieni, accetti un margine di guadagno diverso da quello che vuoi avere adesso e torni in Italia, oppure no, fai tu. Senz'altro è importante che i servizi essenziali quantomeno siano in possesso della nazione, del governo. Tipo autostrade, per esempio. Autostrade, servizi bancari, servizi farmaceutici. La Norvegia ha nazionalizzato il petrolio, la produzione petrolifera, giusto per... Energia elettrica, perché il privato comunque cosa fa? Il privato opera nella logica del profitto, quindi stiamo parlando di servizi essenziali, quindi tu ti puoi rifiutare di curarti piuttosto che usare il telefono, piuttosto che utilizzare i servizi bancari. Quindi a quel punto il privato, con l'acqua, ti può imporre questi servizi, questi beni essenziali, a qualsiasi prezzo, non ti può imporre. Invece
Uno Stato, moneta sovrana, che per definizione non ha necessità di fare cassa, il prezzo di questi servizi può sempre tenerlo basso, perfettamente accessibile alle popolazioni, tutte le fasce. Questo è quello che è successo negli anni 90, con la progressiva privatizzazione di tutti i servizi essenziali, i prezzi alla fine sono tutti evitati, tranne energia elettrica o prodotti farmaceutici, e però lì c'è stata una diminuzione di prezzi accompagnata da mancate spese in nuovi investimenti e forti tagli di personale. E questa è quella visione di insieme che poi si diceva prima. Cioè, era normale che la politica avesse una visione di insieme del paese, non limiti finanziari. Immaginasse cosa costruire domani, in che rotta, verso quale rotta portarci, no? Oggi abbiamo visto anche nella scorsa legislatura Renzi che ci dice candidamente noi non possiamo fare piani industriali. Cioè, quindi è evidente che noi non siamo più uno Stato. Scusate, ma anche bisognerebbe denunciare chi propone anche il reddito di cittadinanza perché fissa i salari ai livelli minimi e quindi viola la Costituzione. Il reddito di cittadinanza di per sé è una parola. In ottica haitiana, scuola austriaca, è esattamente questo. In ottica articolo 38 della Costituzione è una cosa un po' diversa. Cioè, ovviamente, non abbandonare chi non è in grado di provvedere a se stesso. Questo è sacrosanto. Dare invece un reddito indiscriminato a chi ovviamente è in condizione di provvedere a se stesso ha un effetto economico non utile, addirittura potenzialmente deflattivo secondo certe teorie economiche proprio dichiarate in maniera pacifica. Infatti per me la bandiera da questo punto di vista resta l'articolo 38 ed è quello che va attuato. Mi fa ridere quando si pensa di dover legiferare, già oggi è incostituzionale prendere un disoccupato involontario e lasciarlo morire. Lasciarlo impiccare perché i disoccupati volontari per me è un omicidio colposo. Cioè, non è niente di diverso da questo, è come violare le norme di sicurezza in un cantiere se un tuo dipendente si ammazza chi ne risponde, datore di lavoro. Se il governo ha una Costituzione a cui devo obbedire che gli impone di tutelare un disoccupato involontario e non lo fa per scelta politica, beh, il discorso comincia a diventare un problema, ecco, sotto questo aspetto. Comunque c'è la possibilità, questo è uno dei capisaldi dell'NPT, di attuare un programma di preoccupazione, magari esattamente così, hai praticamente la generazione di stipendi di redditi collegata a una maggiore produzione di beni e servizi per tutte le popolazioni, così riesce a tutelare il bene sociale della popolazione e a tutelare anche l'economia dagli effetti inflattivi. Da dire che il lavoratore comunque si sente più soddisfatto da avere un lavoro, da sentirsi utile per la società, come dimostrato anche dalle interviste che sono state fatte col plan EFES in Argentina nel 2002. È stato un primo esempio di programma di preoccupazione che si è attuato in quel paese. Non ovviamente a livelli al 100% perché non era rivolto proprio a tutte le fasce di popolazione, prevedeva paghe abbastanza basse e dopo è stato abbandonato per motivazioni politiche nel 2007 e da lì le cose in Argentina hanno cominciato a peggiorare. Comunque hanno fatto poco e male, però quel poco e male li aveva portati fuori. Poi alla fine sono riusciti a ottenere forti risultati, hanno passato la disoccupazione del 22% del 17 solo anno, dopo è scesa al 7%, e il PIL dal meno 5% è andato a percentuali cinesi, più 8, più 9%, più 17%. E poi stringi, magari facciamo un ragionamento giuridico e ragionamento economico, no? A monte c'è anche il ragionamento sociale di che tipo di modello voglio avere, di cosa voglio fare. Da lì studi le norme e poi l'economia studi gli effetti di queste norme. E quindi poi quello che ci perdiamo spesso di vista è alla fine che cosa serve veramente una società per funzionare, che tutti noi diamo il nostro contributo reale e concreto per fare quelle cose che ci servono per vivere. E niente di diverso da questo. Se domani mattina per legge io dico che l'inflazione è vietata, e vietata intendo tutto l'ergastolo, prezzi di un prodotto. L'inflazione ci può essere a prescindere da quanta moneta immettere all'economia? No, perché ti mandi in galera. Qual è il problema però? A parità di potere d'acquisto, se io sono un panettiere, ho 3 milioni di euro in banca, mi alzo alle 4 del mattino per fare il bagno, sto a casa a dormire. E allora cosa succede dopo un po'? Che non abbiamo più nessuno che lavora e la gente muore di fame. Cioè, alla fine, cosa fa la moneta nell'economia? No? È un motivatore. Se c'è un po' meno moneta di quella che desideriamo, ci impegniamo un po' di più. Se ce n'è troppa, non facciamo più niente. Tutto lì il discorso, si basa semplicemente su questo. Dobbiamo utilizzare alla fine la moneta perché non siamo ancora così evoluti dal punto di vista intellettuale per ragionare certamente
impegnarci a prescindere da tutto questo. Il comunismo da questo punto di vista ha fallito, no? Fallito sia perché si è creato come una dittatura, sia perché in effetti noi siamo fatti probabilmente un pochino così, per arrivare a un'evoluzione culturale dove non abbiamo più bisogno della carota per impegnarci, del tempo probabilmente ne passerà ancora. Ma anche non solo è questo. Secondo me deve essere utilizzato. C'è una domanda che viene dalle retrovie. Avvocato, come si diffondisce la Corte Costituzionale da Questo è il problema della Corte Costituzionale, è uno scandalo totale, è ovviamente la conseguenza del porcellum delle leggi elettorali. Abbiamo visto nella scorsa legislatura che la vera battaglia politica dove è stata? Per eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Se io impiego 20-30 votazioni in Parlamento per eleggere un giudice, non sto mandando un giurista, i giuristi bravi ce n'è a straforo, non dobbiamo litigare così tanto. Sto mandando qualcuno che tutela una posizione politica. Nel caso specifico, in questi anni, la Corte è stata via via infarcita dell'ideologia liberista fino a fare sì che questa ideologia sia diventata maggioranza. Abbiamo mandato dentro Barberai e Prosperetti, 2 giudici favorevoli al pareggio di bilancio, e abbiamo letteralmente perso, e le ultime sentenze sono via dimostrate. Abbiamo avuto una Corte Costituzionale che ha avuto il coraggio di dire che i nominati in Parlamento vanno bene, cambiando radicalmente già l'indirizzo nel 2014, dove seppur con prudenza hanno detto una cosa diversa, perché nel frattempo sono cambiati i giudici in forza della legge costituzionale che avevano dichiarato illegittima precedentemente. È entrato a Marco in Corte Costituzionale, la politica allo stato puro. Io infatti sono tra quelli, l'ho scritto anche nel libro, che non ha nessun problema a criticare la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale oggi non ha più nessuna credibilità in questa competizione. È una Corte solamente politica, dove i giuristi sono in minoranza, dove infatti qualche mese fa uscivano sentenze dove si riconosceva che i diritti inalienabili dell'uomo ovviamente prevalevano sulle logiche di bilancio. Ora andiamo verso la tesi opposta, dove l'emergenza di cassa impedisce l'erogazione dei diritti fondamentali, con buona pace anche dell'orientamento pregresso, riconfermato ancora anche questo nel 2014, quando erano ancora in maggioranza risicata, dove ci hanno detto che addirittura le norme dell'Unione Europea soccombono laddove sono in contrasto con i diritti fondamentali della Costituzione, che era un fatto banale. Infatti, qui il problema è che la Corte Costituzionale andrebbe letteralmente azzerata, perché quella distorsione dei principi di rappresentatività democratica acclarati dalla Cassazione, anche con la sentenza 8814, hanno raso solo la democrazia. E banalmente mi viene a pensare a Elio Basso. Elio Basso ci ricordava in modo molto semplice che quando si vuole, il governo o meglio vuole passare dalla democrazia allo stato regime, che cosa fa? Sostituisce un sistema proporzionale puro con un sistema più maggioritario, perché il sistema maggioritario non è più una democrazia, è un'oligarchia. Poi può piacere come no, però devono prendere atto che con un sistema maggioritario comandano pochi e faranno chiaramente i loro interessi. Purtroppo quando tu comandi poi puoi modificare i meccanismi di garanzia, e anche la democrazia è morta. Non a caso la dittatura fascista si consolida come? Attraverso la legge elettorale. È la legge Acerbo che ha consentito alla dittatura poi di prendere il controllo del paese, ed è semplicemente stato fatto toccando una legge elettorale. Oggi io sono tutto candidato adesso alla Camera, ma ovviamente non posso non riconoscere che il sistema elettorale per cui vado ad essere votato è criminale. Cioè io posso entrare in Parlamento se il partito decide di farmi entrare in Parlamento, perché dipende dalla posizione in cui mi mette in lista. Tanto è vero che si è creato pure il mercato delle vacche, con i partiti più grossi qualcuno se l'è pagato un posto in Parlamento. Questo veramente è qualcosa di aberrante. Il voto costituzionale è il voto uguale, diretto, libero, personale. Il voto di preferenza è l'essenza della democrazia. Senza il voto di preferenza il Parlamento lo possiamo anche chiudere. Tanto quelli che stanno lì per volontà del partito e non per il proprio peso politico, quindi io devo identificare il partito. Se il partito mi dice salta la finestra, salto la finestra. Il diavolo sta sempre nei dettagli. Comunque, per concludere, perché tra 10 minuti dobbiamo lasciare la sala, ogni volta quando facciamo conferenze di questo tipo, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre dare un bagaglio di informazioni in più, per quanto oggi il problema dell'informazione, anche in questi tempi, insomma negli ultimi anni, effettivamente perlomeno la disponibilità di informazioni di persone che parlano è cresciuta, e oggi effettivamente possiamo trovare tantissime notizie. Quello che fa la grande differenza è quello che poi decidiamo di fare con queste informazioni, perché nelle intenzioni chiaramente poi si consuma il niente, abbiamo bisogno di fare qualcosa di concreto.
Tante volte, le volte che facciamo le conferenze, insomma, dato che dirigevamo un quadro reale e effettivamente per niente ottimista, le persone andavano via molto abbattute, qualcuno veramente in crisi. Io vedo persone che mi dicono: ma noi che possiamo fare? Ecco, io oggi vorrei lasciarvi con che possiamo fare. Oggi possiamo fare molto. Sembra niente a volte quello che possiamo fare, ma vi assicuro che niente non è, perché ognuno di noi ha una cerchia di persone. Oggi i social network addirittura ti possono aiutare in questo senso, d'accordo? Invece che si fa vedere sempre che siamo al selfie e berci una birra, per carità, fantastico, ma possiamo utilizzare tanti mezzi a nostra disposizione, non ultimo il rapporto umano diretto nella sfera di persone con cui siamo maggiormente a contatto, per portare una maggiore consapevolezza di quello che abbiamo visto questa sera, di quello che potete trovare in tantissime conferenze di Marco, nostro, eccetera, di MMT e simili in rete. Ma quello che dobbiamo fare è svegliare le persone dalla apatia da cui oggi purtroppo tantissimi sono feriti, perché nell'apatia qualcun altro si farà la nostra pelle. Quindi il piccolo contributo che possiamo fare ognuno di noi nel portare a conoscenza la nostra sfera di influenza, le nostre amicizie, il vicino di casa, il cognato, il compagno di lavoro, è qualcosa che sembra niente, ma niente non è. Vi assicuro, niente non è, qualcosa che deve cambiare, perché quando l'opinione pubblica si sveglia, la politica si sveglia. Quando l'opinione pubblica dorme, la politica fa altri interessi. Oggi non stanno facendo i nostri. La Costituzione rimane sempre il nostro, come dire, il baluardo più importante. Il baluardo più importante è nella Costituzione. La Costituzione, per quanto oggi l'hanno modificata, ma se andate già a riprendere la Costituzione tal quale quella del 48, voi vedete che all'interno c'è un modello di società che era avantissimo nel tempo. Sarebbe stata la società che ogni persona sana di mente avrebbe voluto. Chiaramente la Costituzione non è che è stata fatta nel 48 ed è stata applicata immediatamente, perché è un processo lungo. Ma oggi la Costituzione è veramente l'ultima difesa che ci è rimasta. Cancellata questa, è finita. Ma la Costituzione viene cancellata non quando viene abrogata, quando viene dimenticata, quando non è conosciuta. E oggi abbiamo una Costituzione che non è conosciuta, perché prima Marco ha parlato dell'articolo 38. Io mi sono sgolato, ho fatto di tutto. L'articolo 36, i disoccupati conoscessero l'articolo 38, potrebbero fare una class action nei confronti del governo, esatto. Potrebbe mettere il governo in stato in ginocchio e cambiare le sorti Scusa, del nostro paese. A Genova io una causa così l'ho fatta, alla fine il giudice mi ha dato torto dicendo che se non ci sono i soldi il disoccupato può morire. Cioè questo è il trionfo di quello che vi dicevo, come un vincolo economico ha effettivamente disattivato un principio costituzionale fondamentale e inalienabile. Poi lo stesso giudice, poco dopo una conferenza organizzata dall'Ordine degli Avvocati, ha sentito un suo collega invece dire: ma non è che forse questi vincoli di ingaggio stanno cancellando i diritti fondamentali? Spero che vi sia venuto qualche dubbio sulla bontà di quella sentenza. Vedremo poi la Corte d'Appello. Abbiamo 6 articoli di Costituzione che parlano della morte e soprattutto abbiamo la Costituzione. È veramente, oggi purtroppo l'educazione civica non si insegna più a scuola, mi viene da pensare anche a sommo studio, ma è un nostro compito, come persone che partecipano a incontri come questo, dopo ci vogliamo dare un obiettivo, ci vogliamo dare un qualcosa da fare. Ecco, oggi per favore, quello che chiediamo veramente è che portiamo fuori nella nostra sfera di influenza, con i mezzi che abbiamo a disposizione, un messaggio che serva ad altri a cominciare ad avvicinarsi a un piano, a capire qualcosa, ad accendere un po' di attenzione, perché senza l'attenzione, oggi siamo nell'era purtroppo dell'informazione, ma il problema è l'attenzione. Io vi ringrazio per l'attenzione di questa sera.